Buongiorno, ben trovati a un nuovo appuntamento con Sveglia Trieste, come sempre la rassegna stampa prima dell'arrivo del nuovo ospite. Il primo di questa mattinata alle ore 8 sarà Massimo Codarin di Fratelli d'Italia, poi Alessio Colautti, nostro amico attore e cantante. Vi ricordo sin da subito, come fatto in questi giorni, che dalla giornata di lunedì, dalle 10 alle 11, andrà in onda di nuovo la rassegna stampa mattutina proprio a seguito dell'importante successo della lettura dei giornali su Tele4. Prima pagina del quotidiano Il Piccolo, subito sotto la testata, Sport Business Forum, a Trieste 2 giorni di dialogo con i campioni e con la comunità attiva, grandi campioni e storie esemplari, ma anche le imprese e i territori che li hanno resi entrambi possibili. La terza edizione di Sport Business Forum, evento itinerante promosso dal gruppo Nord-Est Multimedia, si aprirà il 28 e il 29 maggio a Trieste con un'anteprima dedicata al rapporto tra sport e comunità per proseguire il 5, 6, 7 giugno a Treviso e Belluno. Pallacanestro Trieste, oggi il match decisivo, gara 4, Brescia ovviamente il match point per chiudere la serie, Trieste vuole allungarla a gara 5, Matjasic svicola, scrive il quotidiano Il Piccolo, in riferimento all'episodio dell'altro giorno nel tunnel durante la partita in cui il presidente si è nascosto e trincerato dietro le guardie del corpo. Centri estivi, pochi posti, 7.000 le famiglie escluse, a Trieste accettata la metà delle circa 14.000 domande presentate al Comune, pubblicata la graduatoria, chi è in lista di attesa spera di scalare con le rinunce. Sono state appena pubblicate le graduatorie che riguardano i centri estivi ricrestate del Comune di Trieste, che ospiteranno bambini di età dall'asilo nido alle elementari. La richiesta e anche quest'anno molto elevata da parte delle famiglie, con quasi 14.000 domande. I posti disponibili però continuano a essere largamente insufficienti, la metà degli utenti dunque, oltre 7.000, resta per ora nelle liste d'attesa con la speranza di un ripescaggio in extremis grazie alle rinunce. La possibilità di partecipare alle attività estive comunali legate alle dichiarazioni ISEE e le alternative private sono molto più costose. Crisi internazionali, una TV araba, Stati Uniti e Teheran vicini all'accordo, l'Iran smentisce un accordo sebbene di massima tra Stati Uniti e Iran, non è mai sembrato tanto vicino, almeno stando ai febbrili movimenti diplomatici a Teheran, dove nelle ultime ore sono confluiti tutti i mediatori, a cominciare dal Pakistan, per tentare di finalizzare una prima intesa che dovrà poi aprire la strada a ulteriori negoziati e a un accordo definitivo. Focus a Ravenna, riforma dei porti, Rixic, spazio per discuterne, ma si va avanti. Entro 2 settimane la riforma dei porti inizierà il suo percorso parlamentare. Il disegno di legge sarà assegnato alla Commissione Trasporti della Camera e la prossima settimana verrà incardinato, dando avvio alla discussione. Le previsioni del vice ministro con delega ai porti Edoardo Rixi dicevano di approvazione entro l'anno, ma il realismo fa dire il 2026 si concluderà al massimo con il voto alla Camera, con ok definitivo del Senato entro la primavera 2027. E poi ovviamente in primo piano anche nel nostro TG di ieri sera, Podmenic in aula, Erika Podmenic, no al rito abbreviato, disturbata, serve la perizia psichiatrica. Ieri appunto la prima udienza del processo alla donna imputata per l'assassinio del ghetto. Poi ancora il futuro del Silos, si fa avanti un investitore. Piazza Libertà, la conferenza stampa del centro-sinistra, no alla licenzione costosa e inutile, viabilità, 3 tiri incastrati in poche ore e traffico in tilt. Riforma dei porti al via tra 2 settimane. Rixi, l'Italia rischia di restare isolata. Il vice ministro delle infrastrutture, se l'opposizione non vuole perdere tempo, c'è spazio per le modifiche e chiudere entro la legislatura. Dobbiamo essere in raccordo tra Europa e Mediterraneo, ma non possiamo con 16 dogane diverse. Così il ministro Rixi all'appuntamento a Ravenna. Hormuz non ferma i traffici, il sistema della logistica ha già cambiato le sue rotte, ma teme costi e recessione. Armatori e terminalisti, la merce è come l'acqua, una via d'uscita la trova. Questo è un po' il punto su uno dei nodi di maggiore preoccupazione per quanto riguarda appunto la situazione del trasporto via mare.
Stati Uniti e Iran, l'accordo è vicino. I mediatori confluiti nella capitale della Repubblica Islamica, Pakistan in testa, prudenza da Rubio, leggero miglioramento, ma c'è ancora da lavorare. L'ipotesi di un eventuale piano B qualora Teheran non riaprisse Hormuz. Intesa su immediato cessato il fuoco, riapertura dello stretto alla libera navigazione, il programma nucleare e quello missilistico saranno affrontati in un secondo momento. Cosa prevede la bozza sul tavolo? Cessato il fuoco immediato, impegno reciproco a non colpire infrastrutture militari, civili o economiche, fine delle operazioni militari e cessazione della guerra mediatica, impegno a rispettare la sovranità e l'integrità territoriale, libertà di navigazione del Golfo Persico, nello stretto di Hormuz e nel Golfo dell'Oman, meccanismo congiunto per monitorare l'attuazione e risolvere le controversie, revoca graduale delle sanzioni degli Stati Uniti in cambio di impegno dell'Iran a rispettare l'accordo, rispetto del diritto internazionale della Carta delle Nazioni Unite e appunto entrati in vigore subito dopo l'annuncio ufficiale. Trump perde un altro pezzo, si dimette Tulsi Gabbard a capo degli 007, era in rotta da tempo con il Tycoon che l'ha ringraziata, al suo posto Lucas. Gli iraniani al bivio, un'occasione persa, per molti cittadini un'intesa non porterebbe alcun cambiamento nel paese. Gli iraniani di ogni ceto sociale, dalla città alle zone più remote del paese, seguono con attenzione gli sviluppi e le notizie di queste ore, aspettano come un bivio l'intesa che rischia di non arrivare per nessuno. La delusione, dall'altro il pericolo di nuovi bombardamenti se un accordo di pace non sarà raggiunto, dall'altro un possibile accordo che potrebbe non portare a veri cambiamenti nel paese. Putin accusa Kiev, colpiti gli studenti, l'Ucraina smentisce. Il preside dei paesi arabi per evitare un'escalation, la svolta impressa da Qatar e Oman insieme ad Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, il ruolo di Islamabad. Prorogato il taglio delle accise, evitato lo sciopero dei camion, il Consiglio dei Ministri approva il decreto, sconto fino al prossimo 6 giugno, gli autotrasportatori sospendono l'agitazione prevista dal 25 al 29 maggio, stanziati 300 milioni di crediti d'imposta, ricostituito il tavolo permanente. Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane fino al 6 giugno e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero annunciato dal 25 al 29 di maggio. Le misure del Consiglio dei Ministri, la percentuale di riduzione della compensazione trimestrale delle accise da 60 a 30 giorni, gli aiuti al settore primario, 40 milioni di credito d'imposta del 30% per i fertilizzanti, sostegno per l'autotrasporto, 300 milioni di euro di crediti d'imposta per il trimestre marzo, aprile e maggio, 100 milioni già previsti dal primo decreto carburanti. Andiamo ancora avanti, flottiglia, 50 in ospedale, i PM valutano la tortura. Tanti hanno lesioni serie, ricoverato a Istanbul il 69enne Ruggero Zeni. Hanno lasciato il carcere israeliano di Ketziot, ma non tutti hanno potuto fare rientro a casa. Sono circa 50 gli attivisti della flottiglia ricoverati in ospedale a Istanbul, dove sono atterrati giovedì pomeriggio. Tra loro c'è anche un italiano, il 69enne Ruggero Zeni. Ci riferiscono che in tanti hanno riportato lesioni serie e alcuni sono ancora sotto shock. L'attivista trentino in particolare si trova nel nosocomio di Baheshir, alla periferia occidentale della città sul Bosforo. Ho avuto la possibilità di telefonare al figlio, gli ho raccontato che in osservazione per i postimi di un pugno al fegato sferrato inaspettatamente da un carceriere israeliano. Lunedì dovrebbe poter rientrare. Sono stati ascoltati il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, rientrati a Roma. Hanno raccontato l'uso di taser su persone bagnate, al collo, sui genitali, di molestie sessuali, di spari sulle persone con pallini e il cannone ad acqua.
Slovenia, il ritorno di Janša, 15 giorni per formare il governo. Quarto incarico all'ex premier di centrodestra, un passo verso un paese di giustizia, non ci saranno concessioni. Congratulazioni arrivate anche da von der Leyen, ma per lo sconfitto Golob è la più grande minaccia alla sovranità e alla democrazia. Sono 51 i sì contro 36 no, scrutinio segreto, che hanno incassato ieri il Parlamento di Lubiana la candidatura a primo ministro incaricato del leader del Partito Democratico Sloveno Janez Janša, che ha giurato davanti ai deputati. Solidarietà ai sindacati sloveni, CGIL, CISL e UIL del Friuli Venezia Giulia si schierano. Pieno sostegno alle nuove iniziative per contrastare l'attacco inaccettabile del nuovo governo di Lubiana, atteso ieri il voto in Parlamento, le condizioni di lavoratori e pensionati. L'iniziativa dei confederali segue la raccolta di firme promossa dai sindacati sloveni contro il programma del nuovo governo, caratterizzato da tagli alla sanità e da una forte impronta neoliberista, e condanna la proposta di legge che prevede, tra le altre misure, l'abolizione della trattenuta automatica in busta paga delle deleghe sindacali. Targa d'oro di Fiume va a Sciucca e Pamic, campioni di dialogo, decisione unanime da parte del Consiglio Comunale, il riconoscimento cittadino sarà consegnato il 15 giugno. L'Olimpionico è il primo esule a ricevere il premio. Portorose Internautica, il traguardo dei 30 anni con 300 espositori, evento in corso appunto al Marina di Portorose. La storia di una comunità in un centro multimediale a Capodistria, la struttura nello storico Palazzo Gravisi Buttorai. Il nuovo centro multimediale è stato realizzato anche attraverso i programmi europei di cooperazione transfrontaliera fra Italia e Slovenia. Il palazzo ospita gli uffici dell'Unione Italiana, la comunità autogestita dalla nazionalità italiana di Capodistria, la comunità degli italiani Santorio e l'ufficio Europa. Difficile ritrovare i sub, oggi rimpatriati i corpi, lunedì via alle autopsie, le bombole di ossigeno da 12 litri erano adatte solo a immersioni ricreative, i sommozzatori finlandesi hanno spiegato come è avvenuto il recupero e hanno raccomandato alle Maldive maggiore rigidità sulle escursioni marine. Socrepes, doppia azione delle procure, la Corte dei Conti apre un fascicolo, Cortina, la cabinovia sotto la lente dei magistrati contabili dopo quelli penali, si allarga l'inchiesta sugli affidamenti diretti con Cortina a rischio Borbio, gli impiantisti lombardi preoccupati di come sta andando la vicenda. Addio a Carlo Petrini, rivoluzionario del gusto lento che amava il nord-est, la visione del cibo come espressione di tutta una civiltà. Carlo Petrini, insomma, personaggio chiave della vicenda Slow Food, appunto fondatore di Arcigole Slow Food, movimento nato così come una provocazione culturale, è diventato una delle più grandi reti internazionali legate al cibo, all'agricoltura, alla biodiversità, alla dignità del lavoro umano. L'omaggio del Friuli Venezia Giulia è un visionario, gli dobbiamo molto, dagli chef stellati agli esperti di enogastronomia, i ricordi di incontri e progetti. Tornano le province, c'è l'ok della giunta regionale, adesso la palla passa al parlamentino di Piazza Oberdan. Ieri su questo abbiamo realizzato un servizio con l'intervista all'assessore regionale Pierpaolo Roberti, in cui spiega come l'iter prosegua per le province elettive. Ultimo passaggio in giunta regionale per il ritorno alle province elettive in Friuli Venezia Giulia, un percorso finalmente in discesa, previo passaggio in Consiglio regionale, che dovrebbe portare, stando agli auspici, all'operatività dei nuovi enti ancora in capo a un commissario a gennaio 2027, per poi andare a sentire i cittadini con il ritorno alle urne anche per questo ente.
È un'ennesima tappa del percorso che ci riporterà alle province dal 2027. Oggi l'approvazione definitiva in giunta, con questo atto il percorso della giunta finisce, la palla passa al Consiglio regionale dove ci saranno ancora altre occasioni di dibattito e di discussione su questo disegno di legge che ci permetteranno magari di migliorarlo oppure di approvarlo entro quest'estate. L'obiettivo rimane sempre quello, province elettive attive da il 1° gennaio del 2027, dapprima con un commissario per poi accompagnarla al voto alla primavera del 2027. Allora andiamo ai contenuti. Le funzioni delle future province partiranno con un perimetro di competenze definito edilizia scolastica superiore, viabilità ex provinciale, supporto tecnico-amministrativo ai comuni più piccoli. Il DDL prevede infatti assistenza ai municipi sotto i 5.000 abitanti per servizi informatici, espropri, fondi europei, contratti pubblici con ulteriori forme di supporto per i comuni sotto ai 3.000 residenti. La filosofia dichiarata dalla Regione è quella di un trasferimento graduale delle funzioni, rinviando a successive leggi di settore eventuali ulteriori competenze. Dal punto di vista del voto, l'argomento sarà oggetto di una legge separata, dice lo stesso assessore Bertoli, su cui ci concentreremo solo dopo l'approvazione della riforma istitutiva. Non ci sono bozze, appunto se ne parlerà dopo l'ok in aula. Zangrillo sugli enti intermedi sono uno snodo essenziale. Il Ministro auspica un ritorno al quadro istituzionale del periodo antecedente alla riforma del Rio. E questo è il punto della situazione. Antinfluenzali in calo, papillomavirus al 72%, il trend delle immunizzazioni in regione negli ultimi 5 anni. Tengono le vaccinazioni pediatriche, buona la risposta dei più giovani, ma aumenta la diffidenza fra gli anziani. Riccardi, il Covid ha lasciato effetti sugli over 65, dobbiamo ancora lavorare, vanno protetti. E ancora Cremonini e il concerto a Gorizia, tolleranza zero sui parcheggi, il comune si cautela con i carrozzi, annuncia le regole vanno rispettati. Troppi 25 euro è la cifra richiesta in tutta Italia per i grandi eventi. I parcheggi selvaggi non saranno tollerati, la gestione del maxi concerto di Cesare Cremonini del 31 maggio sarà complessa di suo e chiede ai goriziani e a loro che assisteranno allo show all'aeroporto Duchi d'Aosta di rispettare le regole. I posti auto previsti sono 10.000, in più parcheggi diffusi in città. Questo è un po' l'appello che arriva dall'assessore alla mobilità Francesco Del Sordi. Electrolux Professional, solidarietà ai colleghi, la società quotata in borsa è separata dal gruppo dal 2020. Lunedì vertice a Roma, la Lega colpa dell'Unione Europea, gli europarlamentari criticano le politiche di Bruxelles, le due europarlamentari della Lega, Silvia Sardone e Anna Maria Cisint, in attesa del primo confronto sul caso Electrolux, il programma lunedì al Mimit, la Lega spara contro l'Unione Europea. Secondo le deputate, quello di Electrolux è un caso emblematico in cui si riassumono e si sintetizzano i fallimenti di Bruxelles su energia, industria, clima, oneri regolatori, prodotti danni di politiche ideologiche. Sport Business Forum apre a Trieste, 2 giornate tra campioni e comunità, presentato il programma della prima tappa della manifestazione in agenda il 28 e 29 di maggio, tra gli ospiti Cristian Vieri, Vincenzo Nibali, Dan Peterson, focus su infrastrutture, diritto al movimento dedicato agli sportivi e studenti, presentato ieri in Piazza dell'Unità d'Italia nella sede della Regione Friuli Venezia Giulia. Il bomber, l'attaccante protagonista, giovedì parlerà di sé oltre al calcio. Nibali, vincitore del Giro 2 volte del Tour, racconterà la fatica e il lavoro di squadra. Un incontro a ruota invece con un coach Peterson, un incontro a ruota libera per l'allenatore e commentatore. Mattinata alla Piscina Bianchi tra sessioni di nuoto e danza, sport ascoltato ma anche praticato. La seconda giornata della tappa triestina si aprirà con una mattinata dedicata al movimento dalle 9 alle 13, appunto la Bianchi, sempre legata all'evento del Sport and Business Forum, venerdì 29 di maggio.
Autostrade, il nodo del fondo statale non può finanziare la holding Nord-Est, il sogno dell'affido in house della 4 Brescia-Padova deve essere sostenibile, ma il meccanismo evocato dal ministro Salvini non è un bancomat pubblico, le regole limitano l'utilizzo, così il peso degli investimenti è sul concessionario. Agordo riunisce i Del Vecchio, il cuore di Leonardo è sempre qui, la moglie Nicoletta, tutta la famiglia appoggia i progetti della fondazione. Ci colleghiamo ora con la sala operativa della Polizia Locale per le ultime su traffico, viabilità, le indicazioni del weekend. Buongiorno all'ispettore capo Paolo Gurtner. Buongiorno a lei Stabile, buongiorno agli ascoltatori. Innanzitutto riferiamo che anche questa notte passata è trascorsa senza incidenti e noi ne siamo felici. Per quanto riguarda la giornata odierna, siamo già in direttrice Viale del Cacciatore per quanto riguarda la chiusura del Viale del Cacciatore tra via Marchesetti e la Rotonda del Boschetto, via Pinnemonte, per la manifestazione del Mitel Europeo Race. E dalle 7:30 fino alle 10 Viale del Cacciatore sarà chiuso appunto per consentire la gara di regolarità delle vetture d'epoca. Per quanto riguarda il resto da riferire, ricordo sempre le rive inibite alla sosta per quanto riguarda gli attracchi delle navi da crociera. Quest'oggi alle ore 20 al Palasport di Via Flavia è prevista la gara dei play-off di basket fra Trieste e Brescia, quindi sarà nuovamente un afflusso credo abbastanza consistente, quindi probabili rallentamenti in zona. E fra le 10 e le 11 di questa mattina in Piazza della Borsa è previsto un raduno per una pedalata, sono previste circa 30 persone che sfileranno da Piazza della Borsa verso Corso Italia, Largo Barriera, Carducci, percorreranno poi via Battisti, via Zanetti, via Fabio Severo, via Ghega, Piazza Libertà per poi ritornare verso Piazza della Borsa attraverso le rive. Attualmente non ci sono particolari problematiche. Non abbiamo interventi in atto di rilievo, restituirei la linea, saluterei tutti e augurerei un buon sabato. Grazie all'ispettore capo della Polizia Locale Paolo Gurtner per le indicazioni di giornata. Proseguiamo con la parte cronaca triestina del quotidiano Il Piccolo. Centri estivi e ricrestate, pioggia di domande, oltre 7.000 utenti restano in lista d'attesa, posti insufficienti su 14.000 richieste, solo la metà è stata accolta. Nel dettaglio per i centri estivi nella fascia dei nidi le domande sono 1.768 a fronte di 928 posti con 840 bimbi fuori dalle graduatorie, fuori dei posti assegnati. Lo scorso anno le domande erano state 1.716 con lo stesso numero di disponibilità. Aumentano le richieste anche per l'infanzia, passate da 4.732 a 4.876. Quindi verranno accolti 2.550 bimbi e 2.326 dovranno attendere le prossime settimane. Insomma, una situazione complicata legata chiaramente alla grande domanda. Oggi sentiremo anche dal Comune se ci sono ulteriori possibili correttivi in corsa. Allora, andiamo avanti parlando di quella che è stata la conferenza stampa del centro-sinistra in Piazza Libertà per dire no alla recinzione e a quelle che sono state definite le politiche, tra virgolette, secondo il centro-sinistra, fallimentari del centrodestra relativamente al tema immigrazione. Politica del centrodestra considerata fallimentare, una gestione pretestuosa del problema migratorio utile per mantenere alta l'attenzione a fini elettorali, sceneggiate che non portano a soluzioni concrete. Quest'ultimo riferimento è sulla recinzione di Piazza Libertà. Sono questi i toni utilizzati oggi dalla schiera di consiglieri di centrosinistra presenti in quello che è stato da loro stessi definito come il luogo emblematico del fallimento della maggioranza, proprio Piazza Libertà.
Il problema è stato affrontato forte del dialogo che i rappresentanti di centro-sinistra hanno avuto con questura e prefettura. Le istanze che sono emerse sono tantissime. Da un lato chiaramente chiediamo un maggior coinvolgimento, una maggiore attenzione del governo nazionale sulle problematiche che stiamo geograficamente vivendo, perché geograficamente Trieste è al termine della rotta balcanica e la situazione va affrontata, e soprattutto di smettere di usare questo tema, di sfruttare questo tema per becera propaganda elettorale. Dalla scuola di Marostica all'inferriata dell'area, dalla bocciatura di un centro a bassa soglia agli sgomberi del Porto Vecchio, sono tanti gli elementi emersi nella critica dell'opposizione. Quello che io ritengo gravissimo sono le sceneggiate che continuiamo a vedere e che così anche qui si ripetono in questa piazza con quella che sono state le dichiarazioni a mio avviso ignobili rispetto alla scuola di Marostica, e chi lo ha detto ha la responsabilità sia della sicurezza che della parte della salute. Sono tutte teatralità che il sindaco utilizza per deviare completamente quelle che sono le sue responsabilità. Una parziale risposta potrebbe arrivare dal governo con l'attivazione di procedure che semplifichino l'iter di protezione internazionale. Uno degli strumenti che è stato più volte annunciato già a dicembre scorso è quello della prenotazione informatica delle richieste di asilo. È un sistema per cui la persona richiedente asilo può fare domanda alla questura e prenotare un appuntamento per andare a presentare formalmente la domanda. Per noi non sarebbe una soluzione totale al problema, perché nel momento in cui la prenotazione viene eseguita la persona comunque non entra ancora nel sistema dell'accoglienza e quindi comunque vive in strada, però è una cosa che potrebbe aiutare ad avere dei dati certi da portare al governo nazionale dicendo: questi sono i numeri delle persone che chiedono di poter presentare richiesta di asilo e che stiamo abbandonando in strada, e sono le istituzioni che le abbandonano in strada. Proseguiamo, Silos si fa avanti un acquirente, ottimismo da Coppa Alleanza 3.0, prossimo passo il preliminare, depositata più di una manifestazione di interesse per rilevare il magazzino, l'immobile è tornato sul mercato dopo che è naufragata la trattativa con gli imprenditori austriaci. Si riapre una possibilità quindi per il futuro della struttura, chi si è fatto avanti per rilevare quel bene vincolato dalla soprintendenza da convertire poi in un centro polifunzionale, ha chiesto ora di poter accedere alla documentazione che riguarda l'immobile così da poter valutare meglio l'affare e sottoscrivere nel caso un preliminare. Poi, lo abbiamo detto anche ieri, oggi sulle rive 3 navi bianche, 3 navi da crociera, sbarcheranno 5.000 ospiti. Il sabato delle crociere raddoppia, anzi triplica, 3 navi, 5.000 passeggeri, Norwegian Gem, Marella Explorer 2 e Silver Muse. La stagione crocieristica entra dunque nel vivo con impegno non da poco per tutte le strutture di accoglienza del terminal passeggeri, ma anche ai tassisti, a tutto il sistema della ristorazione triestino che verrà messo chiaramente sotto pressione in giornata. Noi andiamo un istante in pubblicità, ci fermiamo un attimo, ritorniamo con il resto della rassegna stampa e poi con il primo ospite a partire dalle ore 8. Bentrovati ancora in diretta con Sveglia Trieste alle ore 8, il primo ospite Massimo Codarin sarà con noi per la prima parte di trasmissione, poi dalle 9 alle 10 Alessio Colautti. Allora, Podmenici in corte d'assise, chiesta la perizia psichiatrica, niente rito abbreviato per l'assassinio Tregnaghi e i reati contro altre 2 donne. La difesa deposita la sua consulenza, disturbo dissociativo di personalità, ma il Tribunale si riserva sull'accertamento. L'imputata è comparsa in aula. Sentiamo la ricostruzione di quella che è stata la prima giornata del procedimento penale da parte del nostro Gianluca Paladin.
Prima udienza del processo che vede imputata Erika Podmenic. La donna deve rispondere dell'omicidio di Isabella Tregnaghi avvenuto nel marzo del 2025, ma deve rispondere anche dei reati di tentato omicidio e rapina nei confronti di una 74enne e di lesioni personali e rapina nei confronti di un'altra donna di 60 anni. Oggi sentito anche il primo teste. Era il 31 marzo dell'anno scorso quando l'89enne Isabella Tregnaghi fu trovata cadavere con una ferita da taglio alla gola nel suo appartamento al Civico 7 di Via delle Beccherie a Trieste. Il delitto del ghetto approda in aula assieme ai 2 casi di donne narcotizzate e rapinate. Il processo in corte d'assise davanti al giudice Igor Maria Rifiorati, PM Ilaria Iozzi e Andrea Laganga. L'imputata è difesa dall'avvocato Massimo Scrascia. Il legale ha chiesto la perizia psichiatrica, che vengano escluse le aggravanti che portano all'ergastolo e di poter accedere al rito abbreviato, richiesta quest'ultima negata dal Tribunale. E su questo il Tribunale oggi si è pronunciato, ha concesso il deposito della nostra consulenza psichiatrica, riservandosi poi la valutazione sulla base degli elementi che riterranno di acquisire, se ammetterla o meno nel corso del giudizio. Io credo che sia corretto, vista la gravità dei delitti che vengono contestati alla Podmenic, approfondire ogni aspetto. Sono state fatte tantissime perizie, non vedo perché consulenze, non vedo perché non fare anche quella psichiatrica per fugare ogni dubbio sulla capacità di intendere, di volere, sull'imputabilità al momento dei fatti. Secondo la consulenza psichiatrica di parte, Erika Podmenic soffrirebbe di un disturbo dissociativo della personalità. E sul quale poi chiederemo appunto che i periti accertino se effettivamente di rilevanza e gravità tale, essendo un disturbo della personalità, tale da aver almeno grandemente scemato la capacità di intendere, di volere della signora. L'accusa rappresentata dai PM Iozzi e Laganga si è opposta alla richiesta di una perizia psichiatrica, insistendo sul fatto che le analisi sono ancora in corso. Il perito, il dottor Marco Stefanutti, sta analizzando il profilo psicologico dell'imputata, approfondimenti che vertono anche sul rapporto con il denaro. Come detto, fra i capi di imputazione a carico di Podmenic anche il presunto tentato omicidio della 74enne trovata il 17 marzo 2025 nella sua auto ribaltata in un'area boschiva di Conconello. La Podmenic si dichiara estranea alla contestazione di tentato omicidio e riteniamo, come dire, che l'istruttoria farà chiarezza anche su questo aspetto. Durante l'udienza sentito anche il primo teste dell'accusa, un luogotenente dei Carabinieri che ha condotto la prima parte delle indagini. In aula il militare ha descritto le immagini delle telecamere interne all'abitazione che raccontano i vari passaggi che hanno portato alla morte di Isabella Tregnaghi. La prossima udienza è stata fissata per il 19 giugno, quando verranno sentiti gli altri teste dell'accusa. Allora, un militare l'ha riconosciuta dai frame, così il fermo lampo, l'assassina ripresa dalle telecamere installate dentro casa dell'anziana e il carabiniere che ha riconosciuto in quei frame l'ex cassiera del discount in cui andava a fare la spesa. Sono queste le circostanze che hanno permesso di identificare in poco tempo l'omicida dell'ex ghetto. A ripercorrere la primissima fase dell'indagine è stato ieri un luogotenente del nucleo investigativo dei Carabinieri, Giovanni Ferrara, e lui il primo della lunga serie di testi che verranno sentiti in aula, sempre in riferimento al processo a Erika Podmenic. Meran è di nuovo un caso, no al suo trasferimento, ne abbiamo parlato nel nostro telegiornale di ieri, sentendo anche le parole al telefono di Pasquale Rotta, padre di uno degli agenti uccisi in quel tragico 4 ottobre del 2019, quando Alejandro Augusto Stefan Meran sottrasse le pistole di servizio da Pasquale Pierluigi Rotta e Matteo De Menego dalle loro fondine e fece fuoco. Il mio pensiero è che secondo me invece di mandare più vicino lo dovevano mandare in un'isola deserta a pane e acqua se lo trovava e vivere così magari negli anni a venire o quello che gli stava da campare capiva che cosa ha fatto. Così Pasquale Rotta, padre dell'agente Pierluigi, ucciso assieme a Matteo De Menego il 4 ottobre 2019 dai colpi di pistola esplosi all'interno della questura, sull'ipotesi che l'autore del doppio omicidio, Alejandro Augusto Stefan Meran, ritenuto incapace di intendere e volere al momento del delitto, venga trasferito dall'attuale Rems in provincia di La Spezia in una struttura del nord-est più vicina a casa, cioè il Friuli Venezia Giulia, o alla madre che vive in Veneto. Lo mandano pure vicino a casa perché decide deve stare vicino alla mamma per avere più che cosa.
questo ha fatto un qualcosa che i giudici hanno sbagliato, che non riesco proprio a pensare né a perdonare né a niente, anzi, se me lo darebbero per 5 minuti gli farei una carezza. Il 36enne dominicano avrebbe dovuto rimanere solo 3 anni in Liguria per poi essere ricollocato in una REMS del Friuli Venezia Giulia, ma la regione evidenziò di non essere dotata di strutture idonee a un soggetto pericoloso come il Meran. Scartata più volte anche l'ipotesi della struttura nel comune di Duino Aurisina, assolutamente non in linea per questioni di sicurezza. L'istanza di revisione della pericolosità sociale del soggetto, come riferisce il quotidiano Il Piccolo, respinta nel febbraio scorso, è stata ritenuta necessaria invece dal magistrato di sorveglianza, cui gli avvocati Alice e Paolo Bevilacqua avevano fatto reclamo, ritrasmettendo gli atti al magistrato di sorveglianza che ora dovrà esprimersi in materia. Resta da capire se con una nuova perizia e da parte di chi. Allora, è proprio sul tema Meran e su questa ipotesi abbiamo sentito il segretario regionale del SAP, Sindacato Autonomo di Polizia, Tamaro, ma anche Eleonora Piantadosi, la presidente dell'associazione Vittime del Dovere. Sentiamo i loro pareri su un tema insomma così scottante e ancora pesante per la nostra città, per le forze di polizia, per tutto quello che ha significato l'omicidio dei 2 poliziotti in questura. Sicuramente se questo trasferimento avviene nel Friuli Venezia Giulia è del tutto inopportuno, considerando fra l'altro che la madre non abita nel Friuli Venezia Giulia ma nel Veneto, e comunque una riapertura di una ferita mai rimarginata, un dramma nel dramma, credo sia una cosa del tutto ingiusta. Allora, consideri che io sono la figlia di un maresciallo dei carabinieri ucciso nell'80 da un ergastolano in permesso premio. Il tema della sicurezza e della certezza della pena per noi è fondamentale. La scorsa settimana io personalmente ho accompagnato l'onorevole Decorato, relatore della proposta di legge che permetterà di inserire in Costituzione la figura della vittima. Finalmente noi ci auguriamo che la vittima possa essere considerata, abbia un ruolo, un peso specifico all'interno della nostra Costituzione. Questo permetterà di tutelare e garantire tutti coloro che in qualche modo vengono colpiti da autori di reato. Allora, ha ricostruito mezzo torace a un paziente oncologico. All'ospedale di Catinara è stato eseguito il primo intervento in Friuli Venezia Giulia di ricostruzione microchirurgica di mezzo torace con tessuti autologhi trapiantati dal lato sano. L'intervento è stato eseguito per l'asportazione di un voluminoso sarcoma della regione toracica posteriore del peso di 3,5 kg. L'equipe operatoria di Asugi, guidata dal professor Vittorio Ramella, e quella del CRO di Aviano, coordinata dal dottor Andrea Lauretta, sono stati impegnati in questo eccezionale intervento chirurgico per più di 6 ore. Saluti romani in Viale, interrogazione al Ministro, il caso degli scontri politici in Viale fra estrema destra e antagonisti in occasione della commemorazione del Merigo Griz è stato sottoposto all'attenzione del Ministro dell'Interno da un'interrogazione depositata ieri dal deputato di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. Non si chiede una generica presa d'atto ma un chiarimento politico e istituzionale preciso. Se il Ministero sia a conoscenza di quanto avvenuto a Trieste e quali iniziative intende assumere per evitare che da manifestazioni segnate da gesti, slogan e simbologie in continuità con il fascismo continuino a ricevere spazio, visibilità e legittimazione. 3 mezzi pesanti incastrati in poche ore a Trieste, disagi per il traffico. Andiamo a vedere quello che è successo nella ricostruzione di ieri nel nostro collegamento del commissario della Polizia Locale Fulvio De Grassi. 3 stop a 3 vie diverse per appunto tir incastrati. Molta confusione oggi causa 3 tir, addirittura uno che da questa notte è bloccato in via di Moro Urbino sotto un cavalcavia ferroviario,
e stanno ancora operando i vigili del fuoco, i nostri colleghi, per cercare di disincagliarlo. Poi ce n'è stato uno che si è incastrato in via dello Scoglio e ha provocato anche dei danni, è sceso da via dello Scoglio, vi lascio immaginare un tir in via dello Scoglio, e ce n'è stato uno per non restare senza, anche che è sceso dalla via commerciale, si è praticamente bloccato in via Casali e abbiamo dovuto farlo scendere contromano. Allora, tra le altre notizie di cronaca della giornata di ieri, anche un nuovo colpo con la tecnica del finto carabiniere, una truffa ai danni di anziani, fruttata in questo caso 30.000 euro. Ovviamente noi, come dire, poniamo particolare enfasi su questi episodi nella speranza che, come dire, di diffondere notizie che aiutino le persone a evitare di finire nella trappola dei truffatori. Una truffa da circa 30.000 euro ai danni di un'anziana e un secondo tentativo sventato nel giro di poche ore. E quanto emerge da 2 interventi delle forze dell'ordine avvenuti ieri a Trieste, entrambi legati all'ormai noto raggiro del finto carabiniere. Il caso più grave si è verificato in via Giulia, dove una donna anziana avrebbe ricevuto la telefonata di un uomo, qualificandosi come appartenente alle forze dell'ordine. Poco dopo un complice si è presentato direttamente nell'abitazione, riuscendo a farsi consegnare monili e gioielli in oro per un valore stimato attorno ai 30.000 euro. Sul posto è intervenuta una pattuglia della sezione radiomobile, mentre successivamente sono arrivati anche i familiari della vittima. Gli operatori hanno inoltre verificato la presenza di telecamere di sicurezza di un'auto-officina nelle vicinanze dell'abitazione, elementi che potrebbero risultare utili per le indagini. I parenti sono stati invitati a formalizzare denuncia ai carabinieri di Guardiella. Poche ore prima, in Viale D'Annunzio, un altro episodio con modalità simili si è invece concluso senza conseguenze economiche. La tecnica utilizzata dai truffatori è stata la stessa, ma il bersaglio del raggiro in questo caso ha contattato il centralino del comando provinciale, riferendo di essere stato avvicinato telefonicamente da persone che si spacciavano per carabinieri. Sul posto è intervenuto personale investigativo. La vittima, confusa, avrebbe continuato a rispondere al telefono senza però aprire la porta ai truffatori. In questo caso non sono stati consegnati né denaro né altri beni. Proseguiamo con la rassegna stampa. La riscoperta di Castellieri, vestigia dell'età del bronzo. Da giovedì le antiche fortificazioni saranno protagoniste del Grubla Fest. Numerosi castellieri oggi non sono più riconoscibili, appaiono come cumuli di pietra. Valorizzare l'antichissima storia del territorio attraverso la riscoperta dei castellieri, le fortificazioni in pietra che risalgono all'età del bronzo, quindi a oltre 2000 anni fa. Questo è l'obiettivo del Grubla Fest, Festival dei Castellieri, in programma a San Dorigo della Valle da giovedì a domenica prossimi. La manifestazione è inserita nel progetto Castellieri cofinanziato dall'Unione Europea. Cade, sbatte contro un albero, ciclista soccorso invece a Morupino, è stato elitrasportato all'ospedale anche con l'aiuto del soccorso alpino. Andiamo anche alle pagine relative alla cronaca sportiva. Tutto pronto per gara 4, appuntamento questa sera alle ore 20 al Pala Trieste, primo match point per chiudere la serie per la formazione bresciana, partita decisiva per Trieste se si vuole allungare la serie e andare a gara 5, ovviamente in quel caso si va di nuovo in trasferta a Brescia, qualora Trieste dovesse vincere stasera. Partiamo dalla partita, partiamo dalla gara 3, rivediamo quello che è successo al Pala Rubini. Una Trieste a fiammate non basta per battere la cinica regolarità di Brescia. Non è solo questione di talento, ma di essere superiori quando conta di più. 2 assiomi che avremmo potuto usare in premessa per un match con la Germani in qualsiasi momento delle ultime 2 stagioni, ma che si dimostrano veritieri una volta di più. Solo una prestazione irreale al tiro e una difesa quasi perfetta hanno permesso ai biancorossi di vincere gara 1 in trasferta. Gara 3 al Pala Rubini invece è stata tutto meno che
che perfetta. Basti pensare alla dinamica di gara, dalla fine del primo quarto tutta in rincorsa, senza contare la sostanziale impalpabilità di due uomini chiave, Ramsey impreciso e difensivamente guardabile solo nel finale, Toscano Henderson ininfluente, 9 punti in 2, 0 di valutazione sommandole. Il tutto nel match in cui i bresciani, orfani dell'infortunato Della Valle, trovano sostanza nei panchinari Cuonu e Movio. E allora perché la Pallacanestro Trieste rimane comunque in partita sino all'80-84 finale? È possibile grazie alla nuova trazione a 3, Ross Brown Bannan. La point guard sfodera una condizione fisica mai vista in maglia giuliana. L'ex Brooklyn è semplicemente il vero numero 1 di questa squadra. L'australiano si giova di un'intelligenza cestistica sopraffina unita a una grande voglia di lottare. 18, 18, 17, il rispettivo tabellino segnature che racconta però solo in parte la qualità del tris. Sono loro, insieme a un Sissoko positivo a rimbalzo, scelto nei 6 al posto di Uthoff, a resistere ai parziali propiziati ripetutamente da Bilan, Dure e Barnell. Trieste però è sempre in rincorsa, mai con la testa avanti. Dal sofferto -4 a metà gara sino al -7 del 30°. Sembra sempre che serva una giocata sopra le righe per spingere giù Brescia dalla torre. E quando gli uomini di Taccetti sembrano finalmente avere un po' di inerzia dalla loro, ecco che si spengono metà luci del Palasport. Partita sospesa come l'anno scorso. Quando si riprende sul 59-63 a meno di 9 minuti dalla fine, sembra che Brescia possa chiudere i conti volando sul +10. Poi l'ennesimo rientro, la tripla di Ramsey e la vera sliding door della partita. Sissoko sbaglia la schiacciata del -3. In quel pallone che si impenna sul ferro c'è tutta l'energia del Palarubini che evapora. Bannan fallisce un paio di liberi, Brown tiene in vita la squadra con 2 triple da campione, ma è Rivers, tutto solo dall'arco, a segnare la bomba che vale il 2-1 nella serie. Sabato sera gara 4, per gli ospiti sarà match point per Trieste, win or go home. Allora, dobbiamo parlare anche del post partita e quindi le parole di Taccetti, di Arcieri, ma anche del coach di Brescia Cotelli e del pivot della Germani, Bilan. Abbiamo fatto una partita certo che solida, come dici tu. Tutte le partite che abbiamo giocato fino a questo momento nella serie sono state solide. La squadra non si disunisce, cerca sempre soluzioni. In difesa riusciamo sempre a fare uno stop dopo aver subito un canestro. È chiaro che è stata una partita dove condizionata dal fatto che abbiamo fatto più errori rispetto a Brescia, sia il tiro che qualche gestione di qualche possesso gestito non al meglio, e quindi in una partita, compresi anche, che non sottovaluto, in una partita che perdi di 4-5 tiri liberi sbagliati, tanti piccoli errori che nel complesso hanno dato la vittoria così, con un margine comunque ridotto a Brescia. Gara 4 della serie. Vittoria in gara 3, siete riusciti a prendervi nuovamente la testa anche di questa serie. Quando la partita sembrava tornare in equilibrio, voi siete riusciti sempre a mantenere la lucidità e tenere il vantaggio. Questa è stata la chiave della partita. Sì, ho chiesto ai ragazzi che dovevamo fare un grande sforzo dal punto di vista mentale, di riuscire a gestire i momenti della partita. A volte Trieste si era avvicinata, però abbiamo condotto sempre la partita, siamo stati molto bravi, molto maturi, abbiamo fatto veramente una partita solida in difesa, in attacco qualche sbavatura, ma poi abbiamo giocato sempre col fuoco dentro e questo è quello che conta. Questo gioco è facilissimo. Se noi facciamo 13 su 18 e loro invece Burnell fa tutte e due, ok, palle perse, ma loro hanno fatto i giochi, ma alla fine noi invece no. Questo gioco non è difficile. Allora dobbiamo tornare domani, come ha detto Taccio, dobbiamo pulire le cose che abbiamo sbagliato e dobbiamo vincere una partita sabato sera. Okay? Noi siamo lì con loro, allora qualsiasi squadra può vincere. Da palla 2 alla fine siamo stati bravi a difesa. Le chiavi sono il controllo del ritmo di gioco. Abbiamo fatto ottimo lavoro, siamo molto contenti e dobbiamo recuperare questi 48 ore e preparare per la gara 4.
Poi c'è la vicenda societaria con il presidente Matjasic, missione segretata di Paul Matjasic con tanti incontri per parlare di soldi. Il presidente è ancora in città per altri briefing strategici. Vediamo se anche questa sera apparirà in palazzetto sotto al tunnel scortato dai suoi bodyguard oppure no. Intanto andiamo a rivederci quello che è successo da questo punto di vista in gara 3. Il nascondino del presidente e la luce che viene e che va. No, non è una strofa inedita del Trandeopcina, ma sul fatto che anche al Pala Trieste vadano in scena momenti di ironia tragicomica non c'è alcun dubbio. Si inizia con la curva nord che entra in scena dopo l'inno nazionale con il primo striscione. Attraversi l'oceano ma non entri, con questa città che cosa c'entri? Messaggio diretto a Paul Matjasic nel pomeriggio, ripreso dalle nostre telecamere al suo ingresso in regione per l'incontro con il governatore Fedriga e poi apparentemente assente a Palazzo. Ecco appunto, apparentemente, perché guardando meglio, eccolo apparire nel tunnel che collega campo a spogliatoi attorniato da bodyguard e uomini della Digos. Un passo avanti e poi marcia indietro, azione dopo azione, per non farsi notare, ma quando le prime foto iniziano a circolare via social, ecco il secondo striscione dei tifosi. Ah ok, sei entrato, così nascosto non ti avevamo notato. Basterebbe questa scena da comiche, che però non fa ridere davvero nessuno, a colorare di sconforto la serata. E invece non basta. 1 minuto e 20 secondi dopo l'inizio del quarto, metà dei riflettori del Palasport si spengono e la partita viene sospesa. Proprio l'anno scorso, durante la serie con Brescia, una partita decisiva, si spense l'illuminazione in campo. Quest'anno nel quarto decisivo si spegne l'illuminazione nella parte destra del parquet. No, ma non era successo anche l'anno scorso? Sì, ma proprio nella serie di playoff con Brescia? Sì, ma non erano stati fatti degli accurati lavori di adeguamento alla cabina elettrica? Ancora sì. Fortunatamente le luci pian pianino si riaccendono, la partita riprende dopo una ventina di minuti, mezz'ora e si conclude regolarmente. Resta da chiedersi sul futuro della Pallacanestro Trieste, ci sarà davvero luce in fondo al tunnel? Allora, questo è l'interrogativo che rimane, chissà se si scioglieranno i dubbi questa sera, non dubito fortemente, un po' come tutta la tifoseria. Triestina si accelera sul DS, operativo da inizio giugno, riassetto del board con Sentren, Rostein e Margiotta vicepresidenti e le deleghe a Daniello. Porterà anche novità nell'area sportiva. Il responsabile dovrebbe essere scelto nei primi giorni della settimana. Allora, voci sull'interesse per 2 trevigiani, Munaretto e Salvi, iniziano i rumors di mercato dell'Unione, intanto l'ex tecnico Giuseppe Marino è richiesto in Serie C. Le Orchette a Cosenza per centrare la semifinale, dopo il netto successo in gara 1 dei playoff, Triestine impegnate in Calabria con l'obiettivo di ottenere il passaggio del turno evitando il match di spareggio. Coach Zizza, dobbiamo evitare certi errori commessi nella prima partita. Andiamo a sentire invece anche il servizio del nostro Bernardo Gulotta che ci parla del fatto che arriva anche a Trieste l'iniziativa che porta gli specialisti delle cefalee direttamente in farmacia per informare i cittadini su diagnosi, cure e prevenzione del mal di testa cronico. Sentiamo. Non un semplice mal di testa, ma una patologia che può compromettere lavoro, relazioni e qualità della vita. L'emicrania colpisce circa il 12% della popolazione mondiale e oggi, sempre più spesso, viene riconosciuta come una vera malattia sociale. Per questo anche Trieste aderisce alla giornata del mal di testa 2026 con un'iniziativa che porta gli specialisti direttamente in farmacia. Oggi, venerdì 22 maggio, alla farmacia I Gemelli del centro commerciale Tori d'Europa, cittadini e pazienti hanno potuto confrontarsi con i medici del centro cefalee della clinica neurologica di Trieste. Ringrazio l'azienda sanitaria, il centro cefalee, proprio perché in questo momento, ed è quello fondamentale, si fa informazione qualificata. Informazione qualificata vuol dire dare le informazioni giuste e corrette date da uno specialista
che hai mandato all'azienda sanitaria, quindi assolutamente sul pezzo, diremmo, per poter dare al cittadino il giusto iter che deve seguire e tutte le informazioni utili. Un Open Day cefalea in farmacia è un progetto triveneto che è stato organizzato dalla Società Italiana per lo Studio delle Cefalee in collaborazione con Federfarma Trieste e Federfarma Veneto. L'obiettivo del progetto è quello di sensibilizzare la popolazione generale che la farmacia può essere un punto di riferimento per il paziente cefalalgico. Il farmacista dovrebbe riuscire ad intercettare quei pazienti che necessitano di una valutazione medica. L'obiettivo è fare chiarezza su una condizione troppo spesso sottovalutata, capire quando il dolore diventa cronico, a chi rivolgersi, quali errori evitare e quali nuove cure siano oggi disponibili. Negli ultimi anni infatti le terapie per le cefalee primarie hanno fatto passi avanti importanti, offrendo possibilità concrete anche ai pazienti che convivono con forme severe e frequenti. Il ruolo della farmacia è fondamentale perché a Trieste abbiamo 70 farmacie sul territorio e uscire dall'ospedale e rivolgersi alla farmacia per il cittadino è sicuramente una cosa più semplice per individuare poi le proprie malattie. Bene, allora io direi che possiamo fermarci qui per quanto riguarda questa prima parte. Tra pochissimo avremo con noi, dopo la pubblicità, Massimo Codarin, consigliere comunale a Trieste di Fratelli d'Italia. A tra poco, sempre qui a Sveglia Trieste. Buongiorno e ben trovati a Sveglia Trieste, con noi Massimo Codarin, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Buongiorno e ben trovato innanzitutto. Buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, volevo subito fare il punto della situazione sulla questione di quanto approvato in Consiglio Comunale, la questione relativa alla Tari e alle altre tassazioni, anche diciamo così a misure che vengono incontro ai cittadini. Sì, a me piace ricordare quanto abbiamo approvato in Consiglio Comunale. Sono state tra le varie delibere due molto interessanti a mio modo di vedere per quanto riguarda proprio la tassazione Tari, quindi la tassa rifiuti sostanzialmente, dove da una parte per quanto riguarda la nuova tassa è leggermente in diminuzione per tutte le categorie, sia per i privati sia per le imprese rispetto all'anno precedente. È secondo me bene per i cittadini. Ricordiamo che ci sono altre realtà nella regione ma anche a livello nazionale che vanno in continuo aumento sulla tassa rifiuti. Noi per tanto tempo siamo riusciti a mantenere stabile l'importo della tassazione e con questa misura riusciamo addirittura ad andare a ridurre, seppur leggermente, appunto il carico per le famiglie, e secondo me è una cosa utile da sapere per tutti i cittadini. Collegato a questo c'è anche un'altra delibera che è sempre passata, una possibilità che è stata fornita dal legislatore, che è quella di sempre per venire incontro per chi magari non è riuscito a pagare la tassa rifiuti anche per problemi economici. Ci sarà la possibilità di pagare la tassa rifiuti non pagando le sanzioni accessorie che per alcuni importi sono anche consistenti. Quindi ecco, la logica è proprio quella di venire incontro ai cittadini che hanno avuto difficoltà nel pagare queste tassazioni, non solo la tassa rifiuti, in questo caso parliamo anche di IMU nel caso, però ecco, è un qualcosa secondo me utile da sapere proprio perché cerchiamo di andare incontro proprio ai cittadini in una situazione che tra le guerre, tra l'aumento dell'inflazione e tutto quello che si sente giornalmente, ecco, è un piccolo segnale che secondo me è utile. Sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno. Franco Lega da Udine Nord. È dalle 4 che sento telegiornali, quindi ho sentito più volte al Bassolino e la Richetti che dicono sì, forse la volevo dormire, chissà. Becera propaganda elettorale per i voti, ma se io dico una cosa, visto che la medaglia è ambo le parti, visto che se io dico una cosa faccio becera, se tu mi contraddici, diciamo, fai anche tu una becera perché mi contraddici.
Questo è un'idea, è un problema a casa, signor Stabile. Lo faccia a casa, oppure lo faccia subito, e anche i telespettatori. Sì, Franco, se non magari, si può dire becera, se magari fa capire quello che dice, perché non si capisce anche niente. Chi contraddice fa la becera contraddizione. Poi un'altra cosa, signor Codarin, più volte ho insistito per il metal detector o per il laser, eccetera, eccetera. Nessuno lo fa. È 2 anni che lo dico, nessuno lo fa. Volete questa situazione a Trieste? Ma tenetela, ma non mandate gli extracomunitari in giro. Chiudete le porte, vedete chi c'ha il coltello in tasca. Cosa ci vuole? Lo fanno tutti, lo fanno anche a Udine, non so io, col metal detector, col laser, eccetera. Voi no, chissà perché, solo parole, un mucchio di parole, uno sfogatoio, questo qui è uno sfogatoio. Cioè esattamente quello che fa lei ogni mattina, insomma, sostanza. Va bene, grazie, andiamo avanti, dai. Codarin. No, beh, allora, mi permette effettivamente comunque la dichiarazione del telespettatore di evidenziare magari 2 punti di vista in maniera molto equilibrata, cerco di essere, ma 2 punti di vista sul discorso di quella che è la situazione triestina e di quella che è anche la gestione dell'immigrazione, che è clandestina e in alcuni casi è anche dovuta per richiedenti asilo, consapevoli sempre del fatto che i richiedenti asilo dovrebbero essere richiedenti asilo in Croazia prima di essere richiedenti asilo qui a Trieste, proprio perché il confine dell'Europa è la Croazia, e quindi lì dovrebbero essere accolti, lì dovrebbero essere identificati e da lì dopo dovrebbero poi capire il percorso da fare, ma con l'identificazione già avvenuta. Ecco, sicuramente io ritengo che non sia campagna elettorale il discorso di dire non vogliamo una situazione di degrado in Piazza Libertà, e vengo anche alle dichiarazioni che sono state fatte dall'opposizione contrarie a quanto invece proposto dal centrodestra, che sarebbe la recinzione e la chiusura notturna di Piazza Libertà. Ecco, non ritengo sia propaganda elettorale dire che vogliamo portare avanti determinate soluzioni, condivisibili o meno, ma è proprio la volontà di non vedere deturpata un'area della città, di cercare comunque sistematicamente di contrastare l'immigrazione clandestina e di andare, come è stato fatto in Portovecchio, ad identificare le persone, capire chi effettivamente ha diritto a riconoscimento di richiedente asilo e chi invece magari non ha nessun tipo di diritto di questo tipo e si reca nel nostro territorio magari per andare in giro per l'Europa solamente per motivi economici. Ecco, ricordiamoci che chi viene in Italia può essere accolto se richiedente asilo perché ha una situazione politica di guerra di un certo tipo nel paese di partenza. Non possiamo pensare a livello italiano, ma a livello europeo, di supportare e sopportare un'immigrazione dovuta a motivazioni economiche, perché proprio non è previsto dalle leggi e dalle direttive per l'accoglimento delle persone. Ci sono altri canali per questo, c'è la possibilità di richiedere appunto di venire a lavorare in Italia attraverso altri canali, attraverso le ambasciate, partendo dai paesi d'origine, ma è un altro percorso. Ecco, quindi bisogna essere chiari che noi vogliamo limitare il più possibile, ce la facciamo a momenti, se dopo guardiamo i numeri in assoluto stanno migliorando molto rispetto alla situazione pregressa che il governo nazionale ha trovato e anche appunto che il governo nazionale di Giorgia Meloni ha trovato quando si è insediata. Dobbiamo renderci conto che il percorso è complicato, stiamo facendo del nostro meglio a tutti i livelli, non è facile, l'obiettivo è comunque sempre quello di limitare il più possibile, di controllare il più possibile chi viene nel nostro paese. Ecco, dall'altra parte invece abbiamo chi dice bisogna accogliere tutti, tutti hanno diritto a stare nel nostro paese, a prescindere da chi siano, a prescindere dalle identificazioni, a prescindere dal fatto che non vogliono essere identificati perché magari il loro scopo è andare in un altro paese europeo e quindi cercano di nascondersi per non essere identificati. Ecco, questa non è la politica del centrodestra. La politica del centrodestra è
tutela, controllo del territorio il più possibile, e questi sono gli sforzi che stiamo facendo. Telefonata, pronto? Buongiorno dottor Stabile, Prego. buongiorno all'ospite consigliere Codarin, sono Buongiorno. Oscar. Volevo fare una domanda al consigliere riguardo alla tassa dei rifiuti, sul riguardo della tassa dei rifiuti, perché una volta, se lei si ricorda forse, la tassa rifiuti era suddivisa in 4 rate annuali, si poteva pagarla in 4 volte, adesso si paga in 2. E naturalmente, se ci fosse ancora oggi la possibilità di rimetterla a 4 pagamenti annuali, penso che sarebbe meno oneroso per il problema di tirar fuori più soldi invece che meno. Ecco, cioè la gente avrebbe più possibilità di pagare ed il comune avrebbe anche più possibilità di incassare senza dover usare cose tipo appunto delle cartelle esattoriali, i condoni, eccetera, eccetera. Sarebbe una proposta da valutare e da cercare di portarla di nuovo in auge. Cosa ne pensa? La ringrazio e buona giornata. Grazie per la sua chiamata. Prego, Codarin. Sì, secondo me è una proposta che può essere assolutamente accolta come quesito che porterò sia all'assessore competente e dopo anche ad Esatto. Ricordiamoci che in questo momento per la tassa rifiuti la modalità di pagamento è particolare perché si paga con la modalità Pago PA ed è una modalità di pagamento che ha comunque una commissione fissa a prescindere di 1,50 € a bollettino. Pagare 2 bollettini sono 3 € di spesa, pagare 4 bollettini sono il raddoppio anche di questa spesa. È ovvio che dopo bisogna capire chi ha, come nel caso del sottoscritto, un nucleo familiare comunque consistente e quindi l'1,50 € va ad influire poco sul totale della spesa della tassa rifiuti, magari ci sono anche delle famiglie meno numerose, addirittura monocellulari, dove magari avere una tassa rifiuti di un importo contenuto e dover pagare in 4 rate può essere un pochino più oneroso. Come possibilità e come elasticità però ci sta e porrò l'attenzione a questa richiesta. Allora, volevo far vedere al consigliere Codarin quelle che sono state le reazioni in zona Via Pascoli, vicino a Piazza Garibaldi, dopo la maxi rissa che è stata segnalata, ripresa addirittura dai residenti della zona di Largo Barriera Vecchia 2 notti fa, con spranghe, mazze, tenaglie, coltelli, insomma veramente situazione pesante che abbiamo poi riproposto in sede di commento ai residenti della zona. Lei è preoccupata della situazione? Ma direi sì, è più che preoccupato, anche stufo di avere una situazione di questo tipo, perché il problema è che chi delinque e chi si comporta male dovrebbe essere castigato. Preoccupata sì, ma principalmente per il fatto che, per come la penso io, ma vedo la maggior parte dei cittadini, non viene fatto niente di... forse non basta quello che è stato fatto finora, ci vuole qualche provvedimento più concreto. Molto preoccupata perché adesso è un periodo veramente molto pericoloso per la città di Trieste, noi non siamo abituati a questa realtà purtroppo. Veramente è una situazione difficile perché i bambini devono stare a casa a quegli orari, perché io anche abito qua vicino, è veramente una situazione grave. Sicuramente aumentare i controlli, che ci sia più vigilanza, perché purtroppo non vedo altre opzioni. Ma non è più una questione solo di sicurezza, perché possiamo mettere anche 100.000 vigili, 100.000 poliziotti, 100.000 carabinieri, che ci costa l'ira di Dio, ma se poi alla fin fine, quando li fermano, poi dopo 4 ore sono fuori, anche prima. Diciamo che fare un po' di prevenzione in questi sensi, girare un po' per le scuole, parlare di queste robe qua. Dovrebbero controllare di più i genitori, penso, l'educazione a scuola, che l'educazione civica l'hanno tolta
che per me è un peccato. Che i genitori abbiano un po' più di polso con i figli, perché ci sono tanti, non sono mica extracomunitari tutti, ci sono tanti italiani, tanti sloveni, tanti di qua. Allora, Codarin, aggiungiamo ovviamente che i fermati, quelli che la polizia è riuscita a fermare, identificati, sono gli stessi di 2 sabati fa in via Lazzaretto Vecchio che hanno dato vita a scene analoghe. Infatti, da questo punto di vista io mi riconduco alla persona intervistata che evidenzia: è inutile mettere 100.000 poliziotti, 100.000 carabinieri a presidiare ogni angolo della strada se dopo chi delinque viene identificato, dopo magari, siccome minorenne non può essere fermato, anche se maggiorenne viene quasi immediatamente rilasciato e dopo continua a delinquere, come appunto successo nei casi di specie. Il fatto è che proprio chi commette determinate risse, determinati reati, dovrebbe essere identificato, ma dovrebbe essere anche messo nelle condizioni di non poter più procedere a fare quello che ha fatto fino a un attimo prima. Da questo punto di vista, quello che comunque mi è stato evidenziato, che purtroppo, e mi riconduco sempre a un altro telespettatore, a un'altra persona intervistata, ai noi l'educazione per questi ragazzi di 15, 16, 17 anni ormai anche all'interno delle famiglie sono totalmente incontrollati e incontrollabili. Quindi c'è proprio un problema di gestione di una microcriminalità di giovani che con l'educazione sì, ma forse anche proprio con qualche misura più repressiva dovrebbe essere in qualche modo fermata, perché appunto non trovo soluzioni alternative. Nel momento in cui lo fermi, lo identifichi, lo fermi e lo porti davanti a un giudice dei minori o a un giudice ordinario a seconda dell'età, dopo l'unica soluzione dovrebbe essere la custodia cautelare in attesa di giudizio. Se non c'è questa, il giorno dopo o la settimana dopo lo troviamo di nuovo in queste situazioni a delinquere. Telefonata da casa, buongiorno. Dottor Stabile, buongiorno a lei e al suo ospite, sono Fulvio. Guardi, io telefono sempre, i problemi si aggiungono ad altri problemi e non viene mai risolto niente. È colpa di questo, è colpa di quell'altro. Qualsiasi governo che ci sia in Italia non è mai colpa di chi governa, è sempre colpa di qualcun altro, o dei magistrati o del Parlamento che non legifera, o i decreti attuativi che non passano, è sempre colpa di qualcuno. Purtroppo l'Italia, come ha scritto Francesco Iori nell'aprile del 2024, quindi 2 anni fa, è una questione morale. Non ci sono mani sporche, sono leggi fino al gomito e risale allo Stato unitario. Allora, noi abbiamo dei diritti sanciti da legge e Costituzione. Il trattato di pace è legge, quindi dobbiamo avere una nostra gestione separata di tutte le tasse. Dobbiamo decidere noi del nostro futuro e non decidere chi ha portato un paese con milioni di poveri, sta aumentando il debito in modo esponenziale. Va bene, si paga già adesso solamente 100 miliardi all'anno di interessi. Vogliono uscire dal patto di stabilità e sarebbe ancora peggio, perché il debito andrebbe sul mercato internazionale. E lei sa benissimo che quando va a chiedere un prestito in banca, se ha qualcosa può trattare, se non ha niente non tratta niente. Le dicono il 20%, prendere o lasciare. Quindi abbiamo il trattato di pace che è legge, abbiamo il memorandum di Londra che dà solamente l'amministrazione civile provvisoria al governo. Abbiamo il trattato di Osimo che dice chiaramente, per quanto non già stabilito nel trattato di pace, quindi un trattato bilaterale fra 2 stati che facevano quello che volevano, ma il territorio libero non c'entra, perché le regole del territorio libero sono stabilite nel trattato di pace che è legge. Quindi quando diventerete onesti, non parlo come persone perché non vi conosco, parlo come politici. Siete falsi ed ipocriti, perché prendete in giro la popolazione. Abbiamo la sanità che è sempre peggio, ma è logico che andrà sempre peggio. Una famiglia coi debiti non può pensare che domani mangerà meglio di oggi. Se oggi ha pane e patate, domani avrà pane e acqua. Ma quando diventerete onesti? Io vi chiedo.
Lei mi risponda, conosce il trattato di pace? Va bene, Conosce la legge grazie, 3050? non stiamo facendo un interrogatorio ma una trasmissione, abbiamo lasciato spazio ovviamente al nostro telespettatore. Prego. Ah no, vabbè. Diciamo che sistematicamente ritorna l'argomento del territorio libero di Trieste, dei vari trattati di pace, del discorso dell'amministrazione italiana rispetto alla sovranità italiana su Trieste. E io comprendo dal punto di vista strettamente normativo quello che viene evidenziato. D'altra parte io comprendo anche il fatto che Trieste ha voluto tornare a tutti gli effetti italiana e i triestini nel momento in cui Trieste è tornata all'Italia sono stati felici, contenti, gioiosi del fatto di essere tornati non solamente sotto un'amministrazione italiana ma sotto la sovranità italiana. Ricordiamo le persone in piazza che c'erano nel 1954. Quindi posso capire normativamente, io non sono giurista, men che meno giurista a livello internazionale per capire tutti i trattati internazionali che equilibri abbiano e quanto poi valgono i trattati internazionali, lo vediamo al giorno d'oggi con tutte le varie guerre che ci sono nel mondo e tutte le situazioni che ci sono, si capisce sempre di più che il diritto internazionale è molto labile e da questo punto di vista io sono orgoglioso di essere triestino e sono orgoglioso di essere italiano e triestino, quindi questa è la mia posizione, resterà sempre questa. Io non mi sento amministrato dall'Italia, io mi sento italiano a tutti gli effetti, io mi emoziono quando c'è l'inno d'Italia e quindi questa è la mia posizione e penso come me tantissimi cittadini triestini hanno la stessa posizione a prescindere da destra o sinistra ma come senso di appartenenza. Ecco. Ci sono state anche poi in passato delle elezioni dove si è presentato anche chi voleva una maggiore autonomia triestina e le elezioni sono andate come sono andate, io non li ho mai visti all'interno del Consiglio Comunale, quindi evidentemente determinati principi e proposte non sono così vicine a quelle che sono le esigenze e quello che vuole la cittadinanza triestina. Telefonata da casa, pronto, buongiorno. Buongiorno. Allora, volevo dire una roba, no? Allora, qua i voli sta già facendo, gli abbatti i muri, tutta la piazza Goldoni, perché c'è tossici e gente che fa casotti, ok? I voli Transenar, piazza Libertà per via dei migranti. Le rive inaccessibili ai triestini, non c'è più parcheggi, non si può fare più niente. Ma come possiamo vivere noi triestini in queste situazioni qua? Come si può accettare una roba del genere? E essere tanto buoni, per forza che dopo la gente si lamenta e diventa razzista, ma se è normale, perché non è possibile vivere qui. In piazza, come si dice, Garibaldi, se accoltellamenti ogni giorno in pronto soccorso 2, 3, 4 degli ori accoltellati, massacrati de botte. Loro quando succede queste robe qua, metti l'esercito, 2 giorni, vabbè, giusto per far vedere che sei qua, che dunque dopo si dimentica. Era molto meglio circa, non so, anche tipo l'altro anno, era l'esercito fisso che aveva messo, poi metti 2 giorni, cosa succede di disgrazie, che non dovrebbe neanche succedere, perché se robe UFO, perché non si può più uscire di casa, vabbè, non si può, ma come? E dopo non si vede più nessuno. Piazza Libertà, adesso devi tutto Transenar, Piazza Goldoni butta muri, ma cosa, dobbiamo distruggere tutta la città per via di sta gentaglia? Ma dove siamo arrivati qua? Ma se poi c'è provvedimenti seri o no? Non capisco. Arrivederci e grazie, buona giornata a Tele4. Grazie della chiamata, Grazie. Prego Codarini. Ogni situazione ha una motivazione. L'abbattimento del muro di Piazza Goldoni, come anche esposto nel vostro servizio da parte dell'assessore regionale Roberti assieme all'assessore Babuder, ha proprio la logica di evitare dei posti, tra virgolette, nascosti, dove effettivamente c'è stato nel corso del tempo un proliferare di microcriminalità, di piccoli delinquenti, di piccoli spacciatori, e anche lì non è che non sono mai stati identificati
sono stati sistematicamente identificati, spesso c'è stata la presenza delle volanti della polizia, dei carabinieri, ma anche della polizia locale in zona, e il punto è che appunto si arriva all'identificazione e dopo finisce lì. E quindi la logica è proprio quella di aprire la piazza in modo che la piazza non abbia dei luoghi nascosti dove poter delinquere. Il discorso di Piazza Libertà è una recinzione, non è un transennare in maniera che non sia più fruibile come piazza. È un po' la logica di Piazza Ortis. Se pensiamo a Piazza Ortis, da quando è stata transennata ha una vivibilità totalmente diversa rispetto a come era in passato, proprio perché a una certa ora della sera si può chiudere, si può evitare l'accesso, perché tendenzialmente un cittadino si muove magari di giorno, magari di sera, ma stare in una piazza la notte è un qualcosa che è molto raro, se non per chi appunto ha delle volontà diverse. Giustamente da casa arriverà l'interrogativo, a quel punto però deve avere un servizio d'ordine che la sgombera la piazza, nel senso che se la piazza si riempie poi la sera non è che basta come dire, il guardiano comunale singolo, che chiude le porte. No, certo. Il mio auspicio è proprio questo, nel momento in cui viene recintata, ma non a caso se io guardo la situazione di Piazza Ortis, se ci ricordiamo la piazza senza recinzione era una sorta di zona di spaccio e zona in cui c'erano le persone che dormivano sulle panchine di notte. Da quando è stata recintata non ci sono più stati problemi di questo tipo. Io ritengo che sia necessario poi un presidio, un controllo, proprio per evitare che le persone scavalchino un'eventuale recinzione e vadano a stabilirsi all'interno della piazza nel momento in cui i cancelli sono chiusi. Così come il giardino pubblico, cioè noi abbiamo già delle realtà e delle evidenze da questo punto di vista che appunto non sono forse, cioè non sono una soluzione definitiva, perché qui è vero che se non staranno lì si sposteranno un pochino più in là, però dico anche per il decoro della città avere delle situazioni di degrado proprio all'ingresso della città, ecco, già quello mi fa dire è corretto una tutela maggiore proprio per il decoro di quella zona. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno caro Marco e l'amico consigliere Massimo Codarin, da Claudio Visentini. Buongiorno. Buongiorno cari, mi piace comunque venire incontro a Franco da Udine per dire che in tutta Italia, caro Massimo, e in maniera sempre più trasversale si chiede di arrivare finalmente alla dotazione del taser per la Polizia di Stato e non solo, lo chiede altresì l'amico segretario Lorenzo Tamaro di Trieste, che aiuterebbe molto negli interventi contro i malintenzionati. E che ne pensi, caro Massimo? Non è una cosa indifferente da lasciar cadere. Grazie per la sicurezza delle persone preposte alla nostra sicurezza e ai cittadini comunque. Grazie. Sì, ricordiamo che il taser c'è. Assolutamente. È anche stato utilizzato, c'erano anche le immagini di quell'intervento sulle rive di Trieste, ma non è che, come dire, se hai 50 migranti che dormono vai lì con il taser, non esiste, no. Cioè, come dire, non funziona così. Il taser serve rispetto anche dell'individuo. Esatto, ecco, il taser serve nel momento in cui c'è una persona malintenzionata, magari anche aggressiva, magari anche armata, per immobilizzarla immediatamente in modo da disarmarla e arrestarla. Ecco, sì, ma infatti sono in utilizzo e sono effettivamente utili in situazioni di questo tipo. Bene, andiamo in pubblicità, torniamo tra poco, sempre qui con Massimo Codarin di Fratelli d'Italia. Seconda parte di Sveglia Trieste, ancora con Massimo Codarin, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. So che voleva tributare un omaggio a quello che è un personaggio legato al mondo sportivo triestino e in particolare al mondo dello sci. Addio a Livio Manzin, padre dello Sci Club 70, tra l'altro club di cui fa parte Codarin, che so che voleva ricordare questa figura. Sì, assolutamente, ci tenevo
a ricordare questo personaggio importante per lo Sci Club 70, ma penso anche per la città di Trieste, per lo sport a Trieste. Lui è stato il fondatore con altri soci dello Sci Club 70 e uno degli ideatori di quella che è la cosiddetta pista di plastica di Duino Urisina, che ha permesso per tante generazioni, continua a permettere ancora tutt'oggi alle persone di approcciarsi allo sci alpino, approcciarsi anche allo sci di fondo, quindi sciare in città in attesa poi di andare sulle montagne a sciare sulla neve. Ecco, è stato un riferimento, ecco, per il Sci Club 70, è stato presidente per 39 anni, poi è stato comunque presidente onorario fino appunto questi giorni che purtroppo hanno visto ecco, il fatto che è venuto a mancare, e ci tenevo appunto a ricordarlo perché veramente è stato un punto di riferimento per lo Sci Club 70, ma per tutto lo sci. Ricordiamoci anche, tra l'altro pochi giorni fa c'è stato anche un conferimento, un riconoscimento a proprio un atleta del Sci Club 70, Tommaso D'Agri, che è arrivato primo nello ski cross a livello nazionale, e quindi pensare che una città come Trieste, una città di mare, abbia un campione nazionale di sci fa veramente effetto. Ecco, tanto è dovuto proprio a un ideatore come Livio Manzin. Telefonata, pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego. Buongiorno, sono Valentina di Costalunga. Buongiorno. Volevo chiedere, gentile ospite, buongiorno a tutti, a lei e al gentile ospite, che io sono una novantenne. Cosa potrei fare per diminuire le mie tasse di tasse di quelle parlate prima? Perché le ho abbastanza alte. E abito in una casa colonica di Colonkovec, là di parte della Costalunga. Sono sola a casa. Pronto? Sì, deve stare attenta a non pigiare sui tasti, prego. Pronto, mi sente? Sì. Mi ha sentito quello che parlavo? Sì, sì. Ecco, allora, volevo una risposta. Poi questi disordini a Trieste, prendeteli un mese di meno di scuola, un mese di lavoro socialmente utile, perdere tutte le diciamo quello che hanno diritto di avere, vedrà che si calma tutto. Bisogna avere le leggi ferree proprio, non se ne può più. Io ho 91 anni, ho paura a uscire, va bene. E volevo proprio questa cosa, che io ho 91 anni, volevo sapere dove mi devo rivolgere per diminuire le mie tasse. Grazie della chiamata. Diciamo che da come ho capito ha una casa di metratura comunque consistente, da come sono riuscito un po' a percepire, e lì è complicato perché la tassa rifiuti va anche sui metri quadrati dell'immobile. Ecco, per quanto riguarda invece il discorso della linea dura e leggi ferree, da un certo punto di vista sono d'accordo, bisognerebbe ancora di più, e che bisognerebbe poi attuare appunto una serie di diciamo presidio soprattutto sui minori, con appunto un contrasto più forte forse, ma magari anche con leggi che permettono, ma stanno uscendo anche a livello nazionale delle leggi contro proprio la microcriminalità derivante da minorenni, che fino ad oggi sono assolutamente impuniti. Quindi ci sono già delle norme che stanno appunto procedendo a livello nazionale, e auspichiamo che vengano messe in pratica proprio per bloccare questo disagio, che è un disagio per tutti effettivamente. Allora, abbiamo ancora una telefonata, poi parleremo anche della situazione turistica. Oggi 3 navi da crociera a Trieste, tra poco ne parliamo. Pronto? Sì, la guardi, ho chiamato prima, no? Delle spiazze che viene transennate. E il signor, scusi, il signor che ha risposto all'ospite, va bene, l'ospite che ha risposto, e anche il Piazza Ortis, che abbiamo ben tutto transennato, che aveva visto che non va più nessuno. Ok, non va nessuno Piazza Ortis, va bene, però andrà in via Carducci, va in via Giulia. Ma di cosa stiamo parlando? Ma no, il discorso è su un altro, da un posto all'altro. Non te la devi spostare la gente da un posto all'altro, te la devi eliminare questa gentaglia, bisogna mandarla via.
mandarla via, non so se avete capito, ma lì si vede che vieni a fare sotto casa vostra roba del genere, col caffè. Bisogna mandare via sta gente, non si può vivere in queste condizioni, sta città. Anche lei in piazza Garibaldi, perché succede queste robe? Perché tutto questo 110% che ha fatto il governo Conte, tutto, va bene, che ha mandato tutta gente della Serbia, del Kosovo, va bene, tutti a Trieste, si va a guarda che se lavora, guarda che se lavora, e tutti là che si mangia uno con l'altro per fare appalti, lavori, robe, e si bastona, e si massacra di botte. Va bene? Questo è, che vada a controllare da quanti serbi che c'è, quanta gente che c'è là mattina che aspetta che venga qualche ditta delle strutturazioni, che li va là a cercare di andare a lavorare in nero in giro per le case e a far danni perché c'ho la conti e robe e dopo sparissi, vabbè, sparissi, non te li trovi mai più. Quelle robe là dove guardare, e no c'ho vigili per dare multe alla gente che va a cercare una balletta del gelato da Zampolli, che sono schifo diventata sta città. Bisogna andare in giro con la spranga in baule. Eccolo, arrivederci. Grazie. Prego, Codai. No, ok, adesso parlava, a mio modo di vedere, per quanto riguarda Piazza Garibaldi, di un altro ambito rispetto a quello che trattavamo noi, che era proprio il discorso dei giovani cosiddetti maranza, che è diverso dal discorso di chi o cerca lavoro in nero o comunque si presenta per trovare qualche lavoro alla giornata, eccetera. Sono due ambiti totalmente diversi, anche momenti della giornata diversi, quindi possiamo parlare anche su questo e posso anche evidenziare, anzi segnalare che si verifichi e si controlli di più da questo punto di vista. Non ho effettivamente almeno avuto, rispetto a tutto quello che sta succedendo nelle serate in varie zone di Trieste, delle evidenze di questo tipo o magari così consistenti per quanto riguarda liti tra kosovari, serbi eccetera nelle ore diurne o di mattina, come mi sembra di aver capito dalla telefonata. Non è un discorso di spostare. Allora, in linea di principio sono d'accordo che una soluzione dovrebbe essere quella di eliminare il problema o con trasferimenti, ma per chi si può trasferire? Se uno è residente a Trieste, ha 15 anni, residente a Trieste e figlio magari di persone che lavorano onestamente a Trieste, non è che posso dire prendo questo ragazzo e lo sposto da un'altra parte, in un'altra città, o rimando lui nel paese di provenienza perché magari è figlio di migranti. Ecco, non può essere questa una soluzione da attuare. Ecco, il controllo del territorio è il primo passo, l'identificazione è il secondo passo, il fatto che queste persone dopo devono capire che commettendo un reato devono poi, per così dire, espiare una colpa, dovrebbe essere il passo successivo e dovrebbe essere il modo per far capire che non si devono attuare certi comportamenti. Allora, oggi giornata particolare per il centro città, 5.000 croceristi attesi con 3 navi da crociera. Tra l'altro questa sera ci sarà anche l'arrivo della Mitteleuropean Race in Piazza Unità in diretta dalle 17.45 su Tele4, avete visto gli avvisi in onda. Diciamo che riparte di slancio la stagione croceristica, tra quelle che sono insomma, le potenzialità della città e magari anche chiaramente i correttivi che chiedono i cittadini sul fronte parcheggi e non solo. Sì, certo, diciamo che dal punto di vista turistico il turismo è in piena espansione a Trieste e le crociere comunque sono uno degli ambiti che portano comunque ricchezza alla città per quanto riguarda i turisti, soprattutto anche con una scelta delle navi da crociera che arrivano e approdano qui a Trieste, quindi anche con visite guidate nei nostri territori, fatti anche tante volte fortunatamente da guide locali, quindi si sta pian pianino cercando di integrare il discorso della crociera anche proprio con il tessuto urbano e con l'economia cittadina, quindi come anche evidenziato più volte, ecco, anche le navi da crociera portano una loro ricchezza per la città. Non c'è solo il turismo crocerizio, penso sia sotto gli occhi di tutti che c'è un turismo veramente di ampio spettro, dalle scolaresche a turisti dei paesi vicini. C'è fortunatamente anche un trend di crescita per quanto riguarda
il pernotto su Trieste, quindi di più giorni in media rispetto al passato, quindi ecco, da questo punto di vista si sta facendo tanto. L'obiettivo è quello di, e questo l'aveva evidenziato bene in un articolo anche e qualche intervista il presidente di Federalberghi, attuale Giudici, l'obiettivo è quello di cercare comunque di equilibrare quello che è un turismo effettivamente notevole per una città come Trieste, anche con la vita e i servizi che devono essere forniti ai cittadini triestini, perché noi comunque abitiamo questa città, siamo contenti che la nostra città cresca dal punto di vista turistico, vogliamo comunque mantenere una città a misura di cittadino triestino. Non è facile, a mio modo di vedere, con i giusti equilibri, le giuste valutazioni si può comunque portare a termine questo obiettivo. Prossima chiamata, buongiorno. Buongiorno, sono Luisa e mi scusi che sono un pochettino con la voce malamente. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, volevo dirvi che sono contenta che avevo questa età, sono anziana, perché mi ricordo quando andavo giù, per esempio in città, quando ero più giovane, non erano questi problemi. Ti andavi, ti venivi, nessuno ti faceva niente. Mamma mia che rauca che sono, veramente. L'ascolti in chiesa non si può andare, perché voleva rapinarmi la borsa. Il mio figlio si andava in bar e gli ha portato via il portafoglio. La mia amica in strada gli ha portato via il portafoglio. È una vergogna. Meno male, ringrazio Dio che sono anziana. Ecco, questo dico, però i nostri giovani, i nostri figli, che verrà assai grave. Sempre peggio, sempre peggio. Vi ringrazio tanto, con mal de gola. Ciao. Saluti. Saluti, buona guarigione mi viene da dire. Allora, tra le diverse mail che arrivano, Maria Stella dice: oggi è sabato, assisteremo anche stanotte ai solito delirio di delinquenti impuniti. Giuliana protesta perché dice che insomma la tassa dei rifiuti in realtà aumenta per le famiglie monoreddito e dice... Monocellulari. Sì, ho sbagliato io, scusate. Notoriamente chi solo produce ironicamente dice notoriamente chi solo produce tante più scovazze di una famiglia di più persone, poco contano i metri quadrati di quell'appartamento. Insomma, un po' critica su questa misura. Mauro Braini le ricorda invece la promessa per il marciapiede di via Brigata Casale. Sì. Quindi, insomma, saluto il signor Mauro e cerchiamo di portare a termine anche il discorso del marciapiede. Nelle logiche delle scelte dell'amministrazione per quanto riguarda la tassa rifiuti, ricordiamoci appunto gli aumenti che ci sono dappertutto. Effettivamente nei gruppi monocellulari ci sarà un leggerissimo aumento della tassa rifiuti, ma comunque la logica e la compensazione non è dovuta al leggero aumento della tassa di rifiuti per i monocellulari rispetto a tutte le riduzioni che ci sono sia per le imprese sia per tutti gli altri nuclei, ma è dovuto al fatto che anche la riscossione dei tributi, quelli non pagati, nel corso degli anni si è perfezionata e migliorata in capo ad esatto, e quindi si è riusciti appunto a mantenere un sostanziale equilibrio con questa imposta. Ecco, ricordiamo appunto che da altre parti la tassa rifiuti continua ad aumentare tendenzialmente in base all'inflazione, quindi ci sono dei aumenti consistenti soprattutto in questi anni che hanno avuto un'inflazione molto alta. Prossima telefonata, buongiorno. Pronto? Prego. Dottor Stabile, buongiorno a lei e al suo ospite, sono Nevio Santini. Ciao Nevio. Mi sente? Sì, prego. Allora, guardando questi spettacoli, non so se avvilirmi o che ne so, insomma, una bruttissime cose. Allora, secondo me, se non si cambia registro, qua andremo sempre peggio. Per dire alla triestina, basta ipocrisia, basta parole, bisogna cominciare, per dire alla triestina, rocchettare. E con la minaccia che la prossima volta che ti sorprendo a fare questo casino, tu e la tua famiglia, se siete stranieri, ritornate al paese d'origine. Allora
riuscirà a combinare qualcosa, altrimenti è solo aria fritta, si parla e questi deridono le nostre forze dell'ordine, pertanto sanno che sono impuniti, quindi andiamo avanti così, bene, sempre meglio, e ancora noi ci lamentiamo. Sono stato giorni fa a Roma, provate ad andare a Roma, sembra di essere a Islamabad, non a Roma. Questo è il risultato di certe politiche buoniste, e venite tutti che accogliamo tutti. Buongiorno, vi saluto, buona domenica. Grazie per il suo intervento. Io posso solo rifarmi a quelle che sono le leggi dello Stato, non è che posso discostarmi e trovare delle soluzioni alternative anche per il ruolo che ricopro. Quindi ecco, secondo me se già, come effettivamente poi capita in altri casi, esistono i reati anche collegati al fatto di deridere le forze dell'ordine, un pubblico ufficiale, esistono delle sanzioni che possono essere combinate, anche sono dei reati penali, dopo dovrebbero essere proprio applicati in toto, ecco, forse senza attenuanti, senza trovare appunto delle attenuanti generiche che magari riducono quello che è il peso di un'eventuale pena. Approfitto perché adesso mi è venuto in mente, è sempre collegato non troppo al discorso di Maranza, ma ho visto che anche voi avevate fatto dei servizi sul discorso delle truffe agli anziani dai finti quasi carabinieri. giornalmente, purtroppo. Ecco, visto che io anche lavorando in un istituto di credito poi vedo anche quello che succede dall'altra parte, ecco, un appello che faccio anche a tutti i telespettatori: nel momento in cui c'è qualcuno che vi chiama e dice sono un carabiniere, è successo questo, chiudete la chiamata, fate voi la chiamata ai carabinieri di zona, perché purtroppo queste truffe sono, ahimè, frequentissime, e la cosa più facile che possono fare i truffatori è inserire il numero di telefono di un eventuale commissariato o di polizia o dei carabinieri, è la cosa più facile che si può fare. Quindi uno pensa di parlare effettivamente con magari la caserma dei carabinieri, ma invece il truffatore che cerca di truffarvi. Ecco l'invito che faccio, perché anche pochi giorni fa, proprio nell'istituto di credito, è capitata una cliente che agitata mi ha detto: mi hanno chiamato i carabinieri, mi hanno detto che siete tutti dei delinquenti e che dovevo portare via i soldi dalla banca. Quando questo cliente ha detto ma parlo con mio marito che è poliziotto, no, niente, mi scusi, hanno chiuso la chiamata. Quindi sono veramente senza scrupoli, e io mi auguro che le forze dell'ordine riescano sempre più frequentemente a prenderli, questi delinquenti, perché veramente si approfittano delle persone deboli, delle persone anziane, delle persone indifese, e mettono tutto in una situazione di agitazione proprio per cercare di prendere il più possibile in meno tempo possibile. Quindi veramente attenzione a queste truffe, perché ci tenevo proprio ad evidenziarlo anche qui da voi. Quindi L'ultima tipologia di cui tra l'altro non avevamo parlato è questa telefonata in cui si chiede di andare a prelevare i soldi dalla banca. Addirittura si chiama la persona, tramite appunto l'urgenza ci si fa dire dove la persona ha il conto corrente, e dopo in un meccanismo, bene, la richiamiamo quando è lì, le dicono adesso deve entrare, ma non dica niente, deve fare un bonifico urgente su un IBAN che le diamo noi, perché tutti i dipendenti della banca sono sotto indagine, cioè sono veramente bravi ma veramente spudorati nel commettere reati di questo tipo, e purtroppo, ahimè, può capitare che qualcuno ci caschi, ma proprio non è dovuto alla persona in sé, che può essere magari anche più o meno anziana, ma è dovuta proprio all'imminenza del rischio e a come pongono proprio l'urgenza dell'operazione da fare, e quindi anche persone magari più attente rischiano di farsi poi fregare. Però questa è da segnalare, grazie anche per la segnalazione. Telefonata, pronto? Buongiorno Stabile, buongiorno a lei e a Codarin, Nivea. Buongiorno. Allora, Codarin, io volevo parlare della tassa rifiuti. Prima di tutto non mi va giù, le sanatorie non mi sono mai andate giù. Quelli che pagano puntualmente si sentono dei deficienti, mi scusi, eccolo. Facciamo un esempio. Via Baiamonti, Stabile, la casa che è scoppiata, no? Sì. Ecco, avete trovato 2 persone con il cane che stavano uscendo proprio da quell'appartamento, non risultavano residenti in quel appartamento. Allora io mi chiedo,
quanti transfrontalieri che rimangono in città senza avere un indirizzo fisso, Sì. quanto costano le suppellettili abbandonate sulle strade? Ho sentito che costa una cifra importante. Chi le abbandona? Probabilmente chi non ha un codice fiscale italiano e non paga la Tari. Perciò dico che veramente è un disastro. E poi mi scusi, lei parlava anche di turismo. 3 navi mi sembrano proprio tante. Dove hanno ormeggiato la terza? Sulla Scala Reale, perché veramente fra navi, mancanza di parcheggi, non si può girare per strada. Siamo veramente stanchi, veramente anche noi. Stabile, io ne ho preso 80, perché gli anni corrono, non passano, corrono. Per cui vorrei passare gli ultimi anni della mia vita da triestina doc a Trieste, non come una volta perché è impossibile, ma possibilmente in pace. Eccolo, grazie. Bene, ecco, c'è anche questa sensibilità che noi riscontriamo sul fatto che le rive siano, come dire, molto vocate a semplicemente la parte, diciamo così, crocieristica, eccetera. C'è questa sensibilità e c'è anche il grande punto di domanda e in questo senso io effettivamente vi interrogo, perché nel progetto del Porto Vecchio non c'è il termine crocieristico, che da Maurizio Bucci in giù in tanti hanno proposto e riproposto, no, in quella parte del futuro di Trieste. Sì, allora sul discorso parcheggi rive e presenza delle navi da crociera, io quello che posso ragionare con i telespettatori è che dal punto di vista del servizio del trasporto pubblico locale siamo ai vertici a livello nazionale, se non addirittura europeo, per puntualità, per velocità dei trasporti, per sicurezza dei trasporti stessi. Io stesso, se devo recarmi in città, di base o vado con lo scooter o trovo delle soluzioni alternative. Ritengo che pensare in una città del futuro, di recarsi in centro città con un'autovettura, sia un qualcosa che tendenzialmente piano piano andrà a scemare. Quello che bisognerà fare sarà creare dei contenitori all'esterno del centro cittadino dove poter appunto parcheggiare. Da questo punto di vista il Porto Vecchio avrà, quando verrà ultimato e partiranno i lavori, ci saranno 2 contenitori proprio per parcheggi. A mio modo di vedere le rive sarebbe più bello per tutti, per i turisti ma anche per noi cittadini, averle libere da parcheggi e magari trovare dei contenitori leggermente fuori proprio dal centro cittadino. E quindi ecco, questo mi sento di dire come logica a tendere, come prospettiva a lungo termine per quanto riguarda la città di Trieste. Ecco, ricordiamoci che una volta le auto passavano anche, si parcheggiavano sotto il municipio. Ecco, il mondo magari da questo punto di vista forse sta cambiando in meglio, proprio perché così il centro è più vivibile proprio dal punto di vista pedonale e non con un via vai di autovetture. Ecco, questo è quello che mi sento di dire come logica a tendere. Grazie. Ok, l'ultima cosa, prego. Ecco, sul discorso di chi arriva a Trieste, dorme lì i controlli purtroppo sono quelli. Se uno è nell'ambito del turismo ci sono dei controlli perché deve essere identificato, se sono amici di amici che vanno a casa di persone, lì c'è una oggettiva difficoltà nel riuscire a rintracciare le persone. Ecco, se dopo sporcano, producono rifiuti, se dopo sono gli stessi che lasciano dei suppellettili vicino ai cassonetti, che sono quelli effettivamente che costano di più, ecco, lì sono un discorso di controllo e presidio del territorio per evitare che uno lasci una lavastoviglie o una lavatrice vicino ai cassonetti. Grazie a Massimo Codarini di Fratelli d'Italia, pausa pubblicitaria, poi ci vediamo con Alessio Colautti, tra poco. Bentrovati, Sveglia Trieste, come dice qualcuno, pausa Colautti oggi. Sì, come che dici l'amico. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno. Posso dire anche bentrovati? Bentrovati, puoi farlo. Come va Alessio?
Va bene, grazie, tutto a posto, benissimo. Sempre della teoria che se facessi buon pomeriggio a Trieste sarebbe assai più bello dopo pranzo che la mattina. Però sono venuto alle 9, quindi oggi Sì, oggi ho fatto con tira tardi quasi, insomma, io ero stufo. Allora, Alessio Colautti presenta Note in caffè anche d'estate, quindi si prolunga con la stagione estiva, vediamo tanti personaggi attorno a te in questa locandina, raccontaci un po'. Beh, allora, intanto cominciamo con Marco Balaben al pianoforte che accompagnerà tutte questa stagione che si chiama Un Touch al Miela, che sarà un lunedì a giugno, uno a luglio e uno ad agosto, visto che il Miela ha l'aria condizionata da quest'anno, quindi possiamo finalmente usare il Miela anche d'estate. E avrò un lunedì Francesca Marsi, che è quella ragazza in rosso, poi avrò Elisa Colummi un altro lunedì e poi l'ultimo lunedì, quello di agosto, le avrò tutte e due. E in tutti e tre i lunedì, quella signora in rosso con i capelli col ciuffo rosso, Michela Vitali, curerà il Cantonzin de Triestin, ovvero a inizio di ogni spettacolo usi e costumi della nostra città, della nostra Trieste. E dopo là sotto in verde acqua c'è Marzia Postogna, con la quale invece avrò due spettacoli al Sartorio, uno il 27 di luglio, che tutti di lunedì gli spettacoli, uno il 27 di luglio dal titolo Son de Mestier, Venderigola in piazza, uno spettacolo musicale sui vecchi mestieri di una volta, dal Calighera alle limonere, alle sessolotte, alle tabacchine, fino alla Venderigola ovviamente, e dopo invece lunedì dopo, il 3 agosto, inaugureremo il Kaiser Monat, che per il terzo, sì, so che ti devi ridere, magari la T alla fine, ovvero il mese dell'imperatore, perché ad agosto l'imperatore nasce il 18 di agosto, poi sto anno è un anno particolare, perché c'è 110 anni dalla morte in novembre. Infatti in novembre organizzo un viaggio per portare la corona d'alloro, ovviamente. Sì, una roba allegra, quelle robe. Però noi come tutti i triestini andiamo dopo pranzo in cripta dei Cappuccini portare la corona. Sì. E dopo di sera andiamo a Grinzing a cantare. Insomma, questo è inevitabile. Sì, come le vedove a Trieste che la mattina le piange e dopo a pranzo le canta e dice ma lui che avessi voluto così. Insomma. Certo, quindi, lui che avessi voluto. E quindi così questa sarà la nostra estate. E dopo, ultimo ma non ultimo, a luglio sarò impegnato nell'operetta La Baiadera al Teatro Verdi, con Teatro Verdi, l'Associazione Internazionale dell'Operetta, Festival dell'Operetta che comincia però già il mese prima, già a giugno, il 19 e il 20 di giugno, al Teatro Rossetti con ballo al Savoy. E visto che parliamo di operetta, oggi è il 23 di maggio e compie gli anni Andrea Binetti, quindi tanti auguri Andrea. Ti mando un grande augurio e a Trieste quando si dice operetta si dice ovviamente anche Andrea Binetti, quindi tanti, e tra l'altro Andrea ha l'onore di nascere lo stesso giorno di Paolo Poli, tra l'altro, quindi questo sarà la nostra estate e dopo, ma spero che veniremo a contarsela un po'. Sì, un Touch al Miele, 22 giugno, 13 luglio, 10 agosto, a Mornos e Brodo del Fasoi, Vanoni e Paoli, Non ti fidare di Un bacio a mezzanotte, i 3 titoli. Esatto, e tra l'altro, mentre in giardin pubblico fino all'anno scorso andavamo in scena alle 9 di sera, perché bisognava aspettare che venisse scuro, al Miele andiamo in scena alle 6:30, quindi è più facile anche per chi che alle 9 magari... Gazzai i denti in bicchiere. Gazzai i denti in bicchiere, insomma, quindi non viene fuori. Non potevamo non doprarla, certo, ovviamente. Oggi, e quindi alle 6:30 viene da noi senza problemi. Ti sa che prima ti ho detto le limonere, l'unica roba di quelle che ti le limonere, c'è anche una canzoncina che contava, queste qua erano donne che lavoravano in porto solitamente, come le sessolotte sono quelle che dopravano la sessola, no? Per travasare dai grandi sacchi il caffè. Esatto, e le limonere erano quelle che mettevano nelle cassette i vari limoni, come anche le naranzere, le limonere, e le cantava tra l'altro: voglio far la limonera dei limoni e dei naranze, che ho perso le speranze, che il mio amore me gala sai, volime ben ben ben. E tra l'altro le cantava innanzitutto per darsi il tempo per lavorare, e dopo anche perché tante volte, un po' come che vediamo nei documentari le africane, le si portava i fioi drio, intanto che le lavorava, e cantando i fioi si tranquillizzava, li faceva star buoni, insomma, le si ligava i fioi davanti o del drio, intanto che le lavorava, e i fioi, ascoltando il cantare della mamma, si tranquillizzava.
Bello. Pronto, buongiorno. Buongiorno Marco e buongiorno, un grande buongiorno a Colautti. Buongiorno. Allora, mi volevo solo dire, so che non è un argomento da parlare, però mi volevo sapere una roba sola, se è possibile. Allora, dalla parte dove c'è la Maddalena e la via tra Paolo Naldini, le Campanelle, i postini, noi se vedi 4 mesi, la gente si stufa di non pagare le bollette. La immagini se non arriva alle bollette in 4 mesi, quanti soldi dovrà spendere tutta sta gente? Non arriva le bollette? Non arriva le bollette, dove questi ok. postini sono tutti in ferie? Mi fa strano, se no ma impossibile, perché abbiamo chiamato che sia l'era, che sia della luce, gas, l'acqua, quel che serve, e ne rispondi, loro che hanno spedire le bollette dove sono finite? In Scovazzon? Porca miseria. Ci informiamo in materia. Vi ringrazio, una buona giornata e buongiorno. Ci Grazie informeremo, mille. ci Buona informeremo giornata. sulle bollette scomparse. Allora, volevo... No, ma tra l'altro, scusa, anche mi adesso faccio finta di telefonare a Tele4, Sì. ma anche insomma, come arriva raccomandate o altro, cioè non vieni su, te devi andare zotti, insomma, è il postin che poi il postin che veniva e faceva contente anche qualche... No, non esiste più il postin, non c'è più fioi del postin, niente. Non esisti, ma ci sono altri bebè, ci sono altri lieti eventi. Sì, quelli sa? Non te sa. E il cocalin. Tutto, cioè, segui tutto. Ma certo! Guido, tira fuori il cocalin, dai, grazie. È nato Cocalino, il cocal di Tele4. Eccolo qua, si è finalmente schiuso l'uovo nella terrazza di Tele4. Ed ecco mamma e papà, un po' preoccupati della presenza delle telecamere. Ora li lasciamo in pace. Tanti auguri. Eccolo qua. Beh, allora mi vedo già Bosazzi, Santolo de Battizzo. Sì, poi Bosazzi che porta tanti braccialetti che regalerà un braccialettin d'oro, come che regala ai Santoli, di solito. Sì, Laura Bucarella che dà de mangiare, che fa denutrice. Denutrice. Sì, dopo giocherà con Paladin. Sì, questo e con Gulotta si impara a giocare ballon. Ecco, quindi siamo a posto. Sì, la famiglia si è fatta, insomma. Siamo a posto, mancava solo questa. Vabbè, comunque no, per divertirci, insomma, ma siccome ieri c'è stato questo momento simpatico... Ma un solo ovo che ha fatto? Un solo ovo, sì. Sì, uno ma giusto, insomma. Uno, ma insomma... E quanto tempo si sta là l'uovo, non ti sa? Ma qualche settimana, da quello che abbiamo visto noi, insomma. Poi è bello perché i nasi immaculati, no? Certo. Sì, i cocai è il percorso inverso di quel che fa solitamente le donne triestine. Le donne triestine nasi candide ed invece le tutte immaculate al pidocin. Invece il cocai nasi immaculato e dopo va avanti candido. Le va in strade inverse. Pronto, buongiorno. Buongiorno, finalmente. Eccolo qua, pausa Colautti. Pausa Colautti. Anche se mi aveva rovinato la giornata inizialmente in mattinata, sì, che aveva vinto il consigliere là. No? Vabbè, povero, non è colpa di Codarin, dai. Codarin è meglio... Anche le telefonate non hanno fatto del loro, Ecco, comunque un saluto a Colautti, meno male se sta a pausa perché non ne possiamo più, no? Che vorrei, ripeto a dire, di fare sta pausa con la UTI in consiglio comunale, regionale, no? Che dà un attimino di serenità anche a questi consiglieri che non sanno che pesci prendere, no? Ecco. E cosa dire? La Triestina sono soddisfatto, si sta promossa in Serie D, insomma... Cosa dire di più? A posto così, grazie. Molto bene. Buona giornata. Grazie all'amico che insomma pensa che te la rivenderai prima o dopo sta pausa con la UTI, qualche spettacolo. No, ma adesso tra l'altro che fa di nuovo le province, no? Sì. Potessi mettere perché dovrà fare i regolamenti di nuovo, tutto, no? Fra una corsa alla Carega e l'altra, adesso là sarà una maratona verso la Carega che non abbiamo neanche idea, però potessi mettere che durante i consigli ogni 3/4 d'ora, come che se le pause sindacali in teatro, che ogni 3/4 d'ora bisogna fare un quarto d'ora di pausa, così una cantata. Relax. Molto bene. Allora, ma era ironico questo? Sì, della sì, Triestina? ironico. Perché la Triestina in che serie? Teoricamente in D, sì. Teoricamente. Dopodiché vedremo.
Pausa invece per noi pubblicitaria, torniamo tra poco con Alessio Colautti. Bentrovati ancora a Sveglia Trieste. Alessio Colautti è andato a prendere la fisa, come la chiamiamo in gergo. Il folo. Il folo, e siamo pronti. Sì, stavo pensando che sì. Sarà un classico, ma Zezà in vendita, che ha scritto anche il piccolo, dei bellissimi tour, anche se non c'è ancora partì, i vendi già dei tour con la guida, ma il Matos è ancora fermo. E anche tram de Occina sei nato disgrazia, venendo per scorcola una casa Garibaltà. E buona de Dio, era giorno de lavoro, e Trento no che era che il povero frenador, e come lavora che viene e che va, e dici che il mondo se Garibaltà, e come lavora che viene e che va, e dici che il mondo se Garibaltà, e anche ste mulette se tutte incaricate, le tirazzole cottole per metterse le braghe, le va in motoscooter tinindosi il cappello, le fuma come cogome leggendo il Grand Hotel, e come lavora che viene e che va, e dici che il mondo se Garibaltà, e come lavora che viene e che va, e dici che il mondo se Garibaltà. L'Italia gappa in bianco e la Francia ga bombin, Trieste ga putele tutte cariche de morbin, Carbonga l'Inghilterra, la Russia ga caviar, e l'Austria ga capuzzi che non se può il mangiar, e come lavora che viene e che va, e dici che il mondo se Garibaltà, e come lavora che viene e che va, e dici che il mondo se Garibaltà. Ale, partenza in stile tram de Occina per Alessio. Pronto, buongiorno. Pronti? Non siamo pronti, come il tram del resto. Certo, è caduto. È caduto. È caduto. Speriamo di no. No, ma no, dalla carrega intendo. Ma sì, perché ho letto che vendi i tour sul tram, ma il tram non è ancora partito. Ah. Dopo i vendi con guide non autorizzate, sì, dei tour all'interno del Castel de Miramar sulle orme del gatto Maximilian, che era il storico gatto mascotte del parco. Sì. Perché anche il gatto è morto da 3 anni, questo sì, in memoria anche Lori. E questo che ti dico. No, volevo farti vedere il servizio sul presidente nel tunnel. Non so se te l'ho visto, aspetta che te faccio vedere. Guido, tiremo fuori il servizio del basket col tunnel, le luci che si spegni, i tifosi che fa prima un striscione dopo l'altro. Eccolo qua. Il nascondino del presidente e la luce che viene e che va. No, non è una strofa inedita del tram de Occina, ma sul fatto che anche al Pala Trieste vadano in scena momenti di ironia tragicomica non c'è alcun dubbio. Si inizia con la curva nord che entra in scena dopo l'inno nazionale con il primo striscione. Attraversi l'oceano ma non entri, con questa città che cosa c'entri? Messaggio diretto a Paul Matjasic nel pomeriggio, ripreso dalle nostre telecamere al suo ingresso in regione per l'incontro con il governatore Fedriga e poi apparentemente assente a Palazzo. Ecco appunto apparentemente, perché guardando meglio, eccolo apparire nel tunnel che collega campo a spogliatoi attorniato da bodyguard e uomini della Digos. Un passo avanti e poi marcia indietro, azione dopo azione, per non farsi notare, ma quando le prime foto iniziano a circolare via social, ecco il secondo striscione dei tifosi,
Ah ok, sei entrato così nascosto, non ti avevamo notato. Basterebbe questa scena da comiche, che però non fa ridere davvero nessuno, a colorare di sconforto la serata. E invece non basta. 1 minuto e 20 secondi dopo l'inizio del quarto quarto, metà dei riflettori del Palasport si spengono e la partita viene sospesa. Proprio l'anno scorso, durante la serie con Brescia, una partita decisiva, si spense l'illuminazione in campo. Quest'anno nel quarto decisivo si spegne l'illuminazione nella parte destra del parquet. No, ma non era successo anche l'anno scorso? Sì, ma proprio nella serie di playoff con Brescia? Sì, ma non erano stati fatti degli accurati lavori di adeguamento alla cabina elettrica? Ancora sì. Fortunatamente le luci pian pianino si riaccendono, la partita riprende dopo una ventina di minuti, mezz'ora, e si conclude regolarmente. Resta da chiedersi sul futuro della Pallacanestro Trieste: ci sarà davvero luce in fondo al tunnel? Siamo fuori dal tunnel? No. È il cocco, 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 e guarda la partita e non si fa vedere mai più. E l'alza il matto, ha paura di fare una randelata. Questa non me l'aspettavo, quindi ma devi tu, sì, matto dentro che come il cucù, Ma insomma, ti sa, povero è altro, ma insomma, vabbè. Ma poi, scusa, cioè, guarda che anche a Trieste, no? Cioè, va a trovare su un americano col cognome de Esule, ma porca miseria. Ma già qualcosa doveva dirti qualcosa, ma c'olti un Smith, non so, un Wecherstone, no, Mattiasic, ma Dio mio, cioè. Pare abbia soggiornato a Parenzo per evitare problemi negli alberghi triestini nottetempo, vista la situazione. Ma logico, perché caliente. sennò andava a Ciorlo per il Copin, invece a Parenzo il matto, sa, insomma, va sotto falso nome, insomma. Ma che storie, che storie. Vabbè, ma come finirà là adesso? Va a Roma o non va a Roma? Mi non ho capito. Pare vada, dipende con che titolo sportivo, chissà. Ah sì, e poi un'altra roba, scusa, mi permetto di dire. Siccome noi eravamo amici della famiglia Rubini, quel palazzetto sta intitolato Nasi Pala Trieste, no? Sì. Dopo diventa Pala Rubini. Sì. Dopo lo Allianz Dome. Allianz Dome. Poi dopo niente più sponsor, niente più nome. Quindi torna a Pala Rubini. È torna a Pala Trieste e Pala Rubini, sì, perché non sono sbagliati né l'uno né l'altro, perché Pala Trieste fu un sondaggio popolare, Pala Rubini fu l'intitolazione chiaramente al mito a Cesare Rubini, certo. Tra l'altro del basket e della pallavolo. Esatto, polisportivo tra l'altro. Certo. Noi eravamo amici, mia nonna era amica di sua sorella, di Laura Rubini, però questo mi fa un poco pensarci, perché i nomi delle glorie sportive resterà sempre. Mentre i sponsor va e viene. È la stessa roba un po' quando sento dire nella sala assicurazioni generali del Politeama Rossetti, cazzo allora si chiama Politeama Rossetti, insomma, perché Domenico Rossetti resta le generali che Dio che dagli lunga vita, però non si sa quanto come che le può restare, allora se meglio, insomma, anche che i sponsor sì faccia il suo, ma non si sburti un poco troppo, ecco. Certo. Sarebbe a chiamare come questo, non so, tele Avarino, non so, le robe che non attacca, ecco. Poi Rubini è una figura estremamente importante, certo, no, per Trieste. Certo, assolutamente. Quindi sono contento che adesso sia tornata alla Rubini. Senza dubbio. Allora, telefonata da casa, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, volevo proporre al signor Colautti, perché invece che telefonare quando c'è qualche politico di destra o di sinistra o del comune o della provincia, di fare una bavisera, che non si chiama neanche più bavisera se non sbaglio, e di farla e farle partecipare a tutti i rappresentanti, vuoi di comune, vuoi della provincia e della regione, una bavisera in carrozzella. In carrozzella, non carrozzella comprata da loro, quelle fighe, quelle belle, ma una fornita dall'azienda sanitaria. E vedere fin dove chi deve andare e come chi fa.
c'è un problema sia per chi è seduto, ma anche per chi deve spingere. Certo. Cioè io mi sono disabile al 100% e devo utilizzare i potenti mezzi forniti dall'azienda sanitaria, ma oltre alla mia difficoltà a Trieste ho notato la difficoltà anche di chi mi deve spingere. Allora, siccome quella UTI arriva a metterla anche nel reader, cioè non per fare una cosa anche allegra, per vedere come si raccava l'ori senza dire che in questa via, questo buso, questa canala che dà fastidio, che lo provi d'ori. E dopo forse avrà uno specchio bello e evidente di quello che si deve fare. Allora, sì, posso, buongiorno intanto, so che lo so per certo che una roba del genere, per far provare cosa vuol dire stare dall'altra parte, cioè dell'essere sburtati e del non sburtar, è già stato fatto in piccolo percorso ovviamente, coinvolgendo determinati politici locali, penso per esempio al grandissimo Carlo Grilli, l'ho visto fare queste, ma anche altri esponenti politici, e si è stati portati in giro in carrozzella, insomma, vedendo. Dopo ovviamente sarebbe interessante che provi tutto il percorso, come che la disi lei, no? Ma sì, perché c'è parecchi posti che sempre non percorribili. Certo. Se parliamo di via Madonnina, cosa facciamo? Aspettiamo tutto dritto? No. Ok, ma sulle rive che ti ha anche la canale, e dopo che ti ha la canale, ti ha la rampetta, e dopo ti ha la canale. Con le riode di una carrozzella te ne stintirà. Certo. Giusto per. Certo. E poi, ma insomma sono contenta che lo che già fatto, pensavo di aver un'idea innovativa. No, però se lo può estendere, perché era fatta una roba in piccolo, ma se può pensare di estenderlo. No, ma guarda, anzi, so che nelle tue mani ti hai lo spirito giusto per proporlo. Grazie. Perché se lo faccio io divento acida. Bene, che penserò che pensi tenterò. Ti ringrazio. Grazie, buona giornata. Buona giornata. E grazie della compagnia. Grazie all'altra amica che ci ha chiamato questa mattina. Dunque, abbiamo dato gli appuntamenti estivi, ma c'è qualcosa di più imminente ancora con la tua partecipazione da lanciare? No, andiamo direttamente a fine giugno, perché prima ho altre cose da mettere a posto, ma dopo a giugno si riprende il 22 di giugno. Sì, parte adesso il primo andiamo giorno, subito. Lunedì 22 giugno. Tra l'altro, la possibilità, sì, 22 giugno ore 18:30. Tra l'altro biglietti in vendita già al Ticket Point o alla cassa del Teatro Miela ogni giorno dalle 5 alle 7, o se no sul circuito Viva Ticket, e in più possibilità anche di fare l'abbonamento, perché uno può tutte e tre le serate, posto assegnato, posto numerato, in fresco, che quindi magari è anche una roba piacevole, ecco, non da sottovalutare. C'è ancora una telefonata, la sentiamo, poi andiamo in pubblicità. Pronto? Buongiorno Stabile, qua è Franco. Ciao Franco! Buongiorno! Allora, su quel che riguarda, no? Mi voglio la soluzione su quel che riguarda i Maranza, no? Allora, li mandiamo tutti in cogogna, ma in cogogna penale. Via questo, però volevo dire una roba, noi abbiamo bisogno di Trieste del River. Allora, con la UTI, facciamo Rioni live. Vieni a suonare per Rioni, così facciamo un po' di allegria che abbiamo bisogno, perché Trieste ha bisogno di River, non di piangere. Anzi, piangiamo anche troppo. Ciao Muglioni! Buona giornata! Grazie a Franco Palman che ci ha chiamato. È interessante anche perché, anche qua niente di nuovo sotto il sole, perché qualche anno fa Umberto Lupi andava per i Rioni suonando nelle piazze e, come dire, se sei l'affetto di chi che devi... se sei l'affetto che si arriva a mettere insieme tanti affetti, allora mi dimostro l'amor, insomma, ecco, volendo... No, scherzi a parte, ma volentieri si potessi pensare, soprattutto d'estate, anche se a onor del vero la manifestazione Trieste Estate, nella quale si inseriti anche i miei spettacoli,
Una volta era solo Piazza Verdi, dopo che cominciò Piazza Verdi e anche il Museo Sartorio, e adesso si fa anche, grazie alla collaborazione con Hangar Teatri, in giro per tutta la città, per tutti i rioni della città anche, quindi si fa tanta attività culturale anche in giro. Bene, allora andiamo in pubblicità, torniamo tra poco. Bentrovati in diretta con Alessio Colautti, l'amica fisarmonica, il Folo, e pronti anche a ricevere le vostre suggestioni da casa. Ma dove sei Inglaro? Ah, le vignette, te che ragione. No, cioè perché sennò facevimo un minuto del raccoglimento, ma già? Ah, ecco. No. Eccole qua. No, ma è par strano che non infatti sono ancora. arrivate. Adesso scarichiamo. Perché dopo mi do anche una richiesta sicuro di fare. Ah, ok, abbiamo anche la gentile richiesta del nostro Alessio. Allora vediamo intanto la prima vignetta del giorno. La Scusis è qua, Piazza Libertà. E vabbè, con gli chef a seguire, e poi aspetta Guido che carico l'altra, sempre su questioni di attualità. I disi che non arriva le bollette e che le finissi in scovazzon, zitta che se no in aumenta la Tari. Questa è proprio live di grande attualità. Live su quello che è arrivato questa mattina attraverso le nostre telefonate. Pronto, buongiorno da casa. Buongiorno, qua c'è Gianni che rompi dopo. Buongiorno Gianni! Volevo solo salutare il caro signor Colautti e il conduttore. Che piacer sentirla! Sì, dillo di Vecchio che so, la senti della Rosa già che so. Un perderà l'indrio con le carte, ma volevo dire che i Busi sono sempre stati nella città, è una città non è grande, però da tante vie, tanti marciapiedi, tante robe, non è per giustificare nessuno, giusto sarebbe che sia tutto in ordine, ma penso che sia una roba impossibile. Poi mi ricordo, il signor Colautti, che esiste anche una canzone che ricorda questo, e il muso mi ha contrada e questa, perché mi volevo anche telefonare prima, dire due parole sulla Vecchia Trieste, su quel che dava, quel che non dava, ma il telefono era sempre occupato, e adesso a lei ho tanto piacere di vederlo e di salutarlo. Grazie mille. Grazie a lei che la viene ogni tanto a Tele4, e grazie a Tele4 che ne dà queste possibilità, perché penso poche emittenti sia così generose con tutti come che è la nostra Tele4. Lui sta un poco sempre collegato con Tele4 e per questo vedo tutte le robe che fa e le ringrazio. Arrivederci. Non parlo mai di politica perché la politica è quella che dividi e che deve invece stare insieme, perché stando insieme si ha un'uniformità e si ha un giudizio e si sta bene. Quando si è divisi come quelle porcherie che sono nate, è brutto. Scusate le domande. Grazie per le tue riflessioni. Allora, questa fa ridere. Mi sono sempre domandato come fa un che trasforma l'acqua in vino e arriva a moltiplicare i pani e i pesci e avere solo 12 amici. No, perché giustamente no. Certo, è vero, in effetti, se nascessi adesso che avessi il telefono volente, insomma, avessi il telefono volente. No, mica una dedica, una persona che mi vicinga ha scoperto poco tempo fa questa canzone, che è una canzone storica perché
forse l'ho già detto qualche volta, ma noi triestini, ma te lo dico dopo, prima te canto come che la nasci, dopo come che la diventa. Sì. Guarda la luna come che la cammina, guarda la luna come che la cammina, la passaimo, la passaimo, la passa i monti e il mare la marina. Guarda l'amore cosa mi ha fatto fare, guarda l'amore cosa mi ha fatto fare. Ero a dormir, ero a dormir, ero a dormire, mi ha fatto risvegliare. Oh mamma, mamma, mandami a prender l'acqua. Oh mamma, mamma, mandami a prender l'acqua, che c'è il mio amor, che c'è il mio amor, che c'è il mio amore, che alla fontana aspetta. E dopo, fino al Medioevo, la gente doprava a casa un bucalin e buttava giù dalla finestra. Ma dal 1382 Trieste diventa austriaca e si inventa un grande bucal condominiale dove buttava tutta la gente dentro e passava un carro de ferro a ingrumare tutto il resto, solo che questi poveri cristi facevano un lavoro, insomma, sì, un lavoro, e beveva per non sentire profumi strani, e la prima curva andava dritta, la seconda un poco storta e la terza finiva male. E i triestini inventa questa canzone. E mezzanotte si sente un gran sussurro. E mezzanotte si sente un gran sussurro. E mezzanotte si sente un gran sussurro. Sei il carro della merda che ruzza contro il muro. Porta bene mattina, quindi. Porta bene. Diciamo che apre a nuovi orizzonti. Diciamo. Sì, ma immaginarsi è come che... Io ogni tanto penso, no? Siccome diciamo che molte mie spettatrici, insomma, non è proprio de scolaresca, diciamo, No, che le ha no, un poco passato... Zero roba raffinata. Sì, le ha passato un po' con gli anni, Sì. ecco. E come che si cambia il mondo in pochi anni, cioè queste signore, ma questo anche i nostri genitori. Sì. Cioè molto spesso gli appartamenti non aveva il bagno in casa, cioè era il bagno sulle scale o fuori, insomma i bagni, e il bagno nel senso la doccia si faceva in orna, no? In cadin, e adesso in pochi anni, parliamo degli anni 60, non è così anni troppo lontani, eppure da cambiare immediatamente. Adesso come potessimo pensare di avere una casa senza bagno, senza acqua, Certo, sarebbe impressionante, eppure c'è persone che approvare questo che ancora, che è ancora qua, insomma, sì. Quindi, adesso mi non voglio dire, ma insomma, quando Bosazzi era piccolo era robe differenti, insomma, lui poi abita insomma, non proprio in centro-centro, quindi... Ecco, povero, adesso che sei anche in ferie, povero, no? Ah, per quelli era Paladina, A Trieste in diretta. Sì. Ho capito. Naturale sostituto. Il delfino, Il delfino. del delfino di Bosazzi praticamente. Il nostro delfino. Molto bene. Allora, guardavo se c'è anche qualche notizia che circola in giro. Io direi invece di fare un remind, innanzitutto dell'appuntamento di Alessio, anzi della serie di appuntamenti di Alessio di quest'estate, Note in caffè anche d'estate. Alessio Colautti presenta questa serie di appuntamenti a partire dal 22 di giugno. Permettimi anche, mi sono dimenticato una cosa molto importante, lì sotto
sotto De Mise i 2 loghi delle associazioni che parteciperanno a questo ampio cartellone di eventi, che sono: una è Serenade Ensemble e una è l'Orchestra Fiati Città di Muggia Amici della Musica, perché il 3 di agosto, che è l'inaugurazione del Kaisermonat, sarò Kapellmeister, dirigerò questa Orchestra Fiati di Muggia, e con Marzi alterneremo con alcune letture di alcune maldobrie, e invece Serenade Ensemble curerà la parte musicale di quel Son de Mestiere Venderigola in piazza. Tra l'altro non è nel programma, perché è una cosa che è stata definita ieri. Il 18 di agosto, martedì 18 agosto, compleanno, anzi genetliaco dell'imperatore, faremo la cena dell'imperatore come l'anno scorso alla birreria Forst, ma poi sarà a brevissimo fuori i programmi, quindi avremo occasione di ricordarlo. Quindi un'estate, anche perché c'è sempre di meno. Ti ricordi che qualche anno fa, da luglio fino a fine agosto, i negozi serava 3 settimane, non era niente, insomma adesso c'è sempre di meno, si scurta, quindi l'estate si usa anche vivere tanto l'estate in città, con appuntamenti teatrali, musicali, culturali, quindi l'estate a Trieste è ricchissima di vari appuntamenti. Telefonata, pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Luigi. Buongiorno. Ciao Luigi. Ecco, volevo solamente chiarire una cosa. Il vostro ospite parlava del Teatro Rossetti. Io credo che qui a Trieste pochi si ricordano che il Teatro Rossetti l'ha costruito praticamente a nuovo, che non esisteva, il Loio Adriatico Assicurazioni, dove io ero dipendente tanti anni fa. Ecco, è stato fatto quello, e non solo, perché diciamo anche le girandole e anche tante cose, per non parlare di tutti, diciamo, i colleghi negli anni 60 che eravamo all'Oio Adriatico Assicurazioni, tutto a merito del presidente Ugri Neri e figlio Giorgi Neri. E in tutto questo credo che i triestini forse non sanno che è stato fatto e rifatto i Rossetti, perché hanno stato fatto dall'Idillia Adriatica quella volta che faceva parte del Loio Adriatico, e posso dire è stato inaugurato il teatro nel 70, credo 75, da tutti i dipendenti dell'Oio e di tutti gli agenti e ispettori dell'Oio Adriatico. Ecco, e bisogna ringraziare tutto questo, perché sennò sicuramente il Teatro Rossetti era ancora lì fermo. Grazie. Grazie. Sì, una cosa importante, anche perché poi, tra l'altro, il Festival dell'Operetta, e qua si ricordo anche gli appuntamenti operettistici dell'estate. Il Festival dell'Operetta è un festival che Zendado è venuto varie volte, nasce negli anni 30 ad Abbazia, con i compositori che dirigeva le proprie composizioni, quindi Lechar dirigeva Vedova Allegra, Kallman dirigeva Contessa Maritza e via andare. Poi, per le troppe spese e le spese molto alte per mettere in scena l'operetta, il festival chiudi. Viene rifondato negli anni 50 al Castello di San Giusto, con folle oceaniche, non era questione di sicurezza all'epoca, 10.000 persone in Piazzale delle Milizie, pensa su gradinate fatte su tubi innocenti oltre il muro, cioè robe che adesso non potessimo neanche, ma anche là troppi skate, quindi si chiudi. Nel 70, grazie all'intuizione del vecchio Gilleri, di Fulvio Gilleri, per riavviare il Teatro Rossetti appena restaurato, si rifonda il Festival dell'Operetta, quindi nel 1970 è il festival che ancora adesso godemo e vivemo. Quindi il Teatro Rossetti ha un ruolo fondamentale. Resta il fatto che mi sono dell'idea che sponsor tipo Lloyd, assicurazioni, va e viene. I nomi dei personaggi storici invece resta, quindi quei dovessi essere più valorizzati, ma comunque poi mai dimenticarsi di chi che da tanto per la città, ovviamente. Certo. Prossima telefonata, pronto? Buongiorno a lei e buongiorno al maestro. Buongiorno. Mi chiamo Maurizio. Buongiorno Maurizio. Che come tutti
i musicisti e un animo nobile. Ecco, invece purtroppo quelli che gira per Trieste adesso De Nobile che ha solo la scarsela. Ecco, io mi aggrego a quel che ha detto un telespettatore prima, sarebbe il caso di investire anche qualche soldino per fare dei concerti, delle riunioni musicali, non per i turisti, per noi triestini, nei rioni periferici, dove i turisti non va mai. Ecco, non sarebbe mai, perché così se sentissimo tutti parte di una comunità, la comunità triestina, e che avessimo magari quell'illusione incredibile di essere un poco paroni a casa nostra, roba che oggi non la avemo. Ecco, perché se sentimo in queste condizioni così. Per cui direi che il maestro che conosce altri musicisti come lui, che conosce delle persone valide, come chi era Lupi a suo tempo quando mi ero piccolo, che suonava in piazza Ortis, ecco, sempre che noi recenti anche quel prima che ne metti un recinto, no? Ecco, per cui mi penso che se potessi approfittare di questo, meravigliosa anche l'idea che mica avevo già dato di fare un giro in carrozzella ai politici. Ecco, perché ti conta che lo arriva in bicicletta, che va in motorin, ma noi disgraziati andiamo a piedi, e è veramente lunghi. Maestro, grazie, e daghe dentro di triestinità, perché così se sentiamo ancora un popolo. Grazie. Grazie mille Maurizio, buona giornata. Grazie, sono così importanti, devo dire che il contributo proprio di Alessio a mantenere vive certe tradizioni è assolutamente fondamentale, lo dico proprio chiaramente. Beh, grazie, ma Alessio è solo la piccola punta di un iceberg, abbiamo sotto, come dire, tantissimi che mi sta vicino, che mi aiuta, musicisti, attori, insomma sicuramente mi sono contento di questa roba, ma sono la punta di un iceberg, siamo in tanti del trio che fa, e perché no, magari parlerò con l'assessore Rossi, visto che c'è questa bella spinta, insomma. Certo. Senti, noi del solito ci salutiamo sempre così, e così da essere. Una fresca vavisela incomincia già a soffiar, se ponente sulla vela che c'è un gusto a bordisar. Te saluto donna mia, vado in barca a paiolar, se stanotte stago via non te devi a disperar. Trieste dormi e il mar se muove appena, le stelle brilla e le me fa sognar, e se stanotte ciappo una sirena, mi te la voglio domani a regalar, e se stanotte ciappo una sirena, mi te la voglio domani a regalar. Grazie Alessio, abbiamo ancora 2 minuti e mezzo, la sentiamo ancora quest'ultima telefonata, dai, pronto? Pronto? Dai, l'ultima. C'è, non c'è? Boh, io ne approfitto intanto per ricordarvi che lunedì andrà in onda di nuovo la rassegna stampa dalle 10 alle 11, visto diciamo il successo della rassegna stampa mattutina di Tele4, sono molti che si collegano presto per insomma sapere le prime notizie del giorno, insomma, così, per sentire i vigili
Certo. con i nostri amici Gurtner, De Grassi e tutti gli altri. I telefonisti. I telefonisti mitici che insomma fanno parte insomma un po' del panorama anche di Tele4. Allora, tra l'altro mi ha detto una signora sì, che viene in teatro che a Trieste usa dire, quando uno ti dici buona giornata, buon pranzo, dici parimenti, sembra stai mi, Bosazzi e un vigile che rispondi... Parimenti, siamo solo sì, noi tre, non so chi sia. Allora, giusto ricordare, visto anche De Grassi. Fufo, Esatto. Conoscono tutti come Fufo De Grassi, un saluto anche a lui. Il libro del nostro amico Marco Englaro che ogni mattina ci fa divertire con le sue vignette, Testi e Pupoli di Englaro, Maldobrie 9 per nonni e fioi, così insomma portiamo avanti un certo tipo di tradizione anche attraverso le vignette made in Trieste, qui personaggi più o meno noti che insomma si accalcano, si affastellano sul castello di Miramare. Grazie Alessio. Si affastellano. Ma che te la insegna Umberto sta roba? Quando sono in gas viene fuori delle robe incredibili, non si affastellano. Forse si resuscita il matto, ma ormai non c'è più speranza. Vabbè, niente, pazienza. Grazie Alessio. Buona giornata a tutti. Ciao.